Sportivi siciliani è stata una domenica surreale, una domenica che ha anticipato lo stop dei campionati dilettantistici. Adesso ci attendono settimane di parole, di commenti, ma mi auguro anche di idee, perché servono proprio quelle per poter far ritornare di nuovo in campo tutti, dai dilettanti sino ai ragazzini, i ragazzini delle scuole calcio, dei settori giovanili. Ben trovati con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, qui su Gold 78 HD, canale 78 del digitale terrestre, ogni martedì sera alle 21, con la replica dopo la mezzanotte del mercoledì. Se volete tra l'altro rivedere questa puntata, così come tutte le altre, basta andare sulla pagina Facebook di Penalty. Oggi apriamo la nostra puntata con le parole del presidente nazionale del settore giovanile scolastico, Vito Tisci. Tutto questo grazie alla collaborazione diretta con la trasmissione Sport in Oro di Rete Oro, ed un grazie particolare naturalmente va al suo direttore editoriale Raffaele Minichino. Ma è un momento difficile che sta attraversando il Paese e lo sta attraversando il mondo dello sport, il mondo calcistico e il mondo giovanile. Abbiamo avuto 3 DPCM in 11 giorni dove il settore giovanile già dal secondo, quello del 18 ottobre, è uscito con le ossa rotte. Oggi ancora di più, perché sono stati bloccati tutti i campionati, anche quelli regionali di Under 17 e Under 15, per cui dobbiamo essere consci di che va al primo posto la salute dei ragazzi, dobbiamo tutelare la salute e poi viene il calcio. Il presidente Conte oggi ci ha detto che dobbiamo fare dei piccoli sacrifici e anche il mondo dello sport deve farlo. Anche il mondo dello sport deve rispettare le regole come l'ha sempre rispettato. Non è un momento felice, come dicevo, perché io ho letto il DPCM del 24 ottobre, è un po' diverso da quello che ha detto Conte oggi in conferenza stampa, dove ha detto che tutte le attività di base sono ferme. Io leggendo invece all'articolo 1, punto G ed F, c'è uno spiraglio che possiamo almeno nelle scuole calcio, nelle società fare allenamenti. Non è ancora chiaro se individuali o collettivi, però ecco, Conte nella sua conferenza stampa ha escluso questo, ha detto tutta l'attività di base è ferma. Stiamo tranquilli, stiamo sereni, cercheremo di fare tutto il nostro possibile perché i ragazzi devono fare sport, lo sport aiuta le loro condizioni psicofisiche, il benessere fisico. Sempre sentito, se noi chiudiamo ai ragazzi aumenterà l'ansia, la depressione, l'obesità, però purtroppo non dimentichiamo che noi siamo nel corso di una pandemia dove la curva epidemiologica sale di giorno in giorno. Il decreto del 18 di ottobre ci aveva consentito
gli allenamenti individuali e il settore giovanile attraverso l'area tecnica aveva fornito delle proposte di allenamento individuali proprio per venire incontro alla formazione, alle necessità formative dei ragazzi, diciamo, delle categorie di base, primi calci, piccoli amici, pulcini, esordienti e soprattutto orientate alla loro crescita. Oggi il decreto del 24 di ottobre, un po' leggendo, ci dà uno spiraglio di continuità, però non è chiaro, ecco perché abbiamo bisogno di fare delle verifiche, di fare degli approfondimenti, cosa che faremo già da domani e sicuramente vi daremo comunicazione. Piano B, per quanto riguarda l'attività agonistica, il piano B è quello di accorciare i campionati, fare delle forme di playoff, non vedo quale altro piano B. Per l'attività di base noi dipendiamo dal governo, noi purtroppo questo virus cammina, devo dire che non è il mondo dello sport, ha detto bene il Presidente Sibil, non siamo noi gli untori, perché il virus basta vedere davanti alle scuole, davanti ai bar, ma soprattutto nei mezzi di trasporto, facilita la trasmissione. Il fatto l'altra volta nel decreto penultimo è quello della divisione tra provinciali e regionali, ecco, non era di pertinenza, non è stata una decisione della federazione, bensì è ricaduta direttamente dal governo, da quanto ho capito. Certo, io ho rilasciato un'intervista perché è fuori logica, perché ci sono società che svolgono attività regionali e attività provinciali, ci sono in alcune famiglie dei ragazzi che fanno attività regionali e attività provinciali, uno gioca e uno no, non capisco il senso, forse si era orientato per la chiusura totale, si è cercato di fermarsi ai regionali e questa è l'unica spiegazione che io do, però ecco, ripeto, noi stiamo in pandemia, stiamo in una situazione critica, il paese è in ginocchio, cerchiamo, ripeto, di essere coesi, uniti, se domani saltano gli allenamenti, salta una seduta a scuola calcio, noi dobbiamo cercare alla continuità, non all'allenamento di domani. Purtroppo anche questi decreti creano confusione, necessitano di circolari esplicative, di spiegazioni, di correttivi, perché sono difficili da interpretare, soprattutto scritte da persone che non masticano di calcio, di sport, ecco perché andiamo in difficoltà. Adesso con questo tuo intervento perché io avevo aperto la trasmissione dicendo che forse andiamo verso la chiusura totale, quindi interpretazione diversa da questa speranza che ci lasci te questa sera, Vito. No, la chiusura totale dalla parte agonistica c'è, perché è chiaro. Ora dobbiamo vedere se c'è possibilità di fare attività, allenamenti individuali, perché questo è il punto da chiarire. Io ripeto, essendo la responsabilità di 9.000 società, di 800.000 tesserati, ho lavorato ieri fino alle 4, oggi è in ufficio a Bari presso il Comitato regionale proprio per cercare di mettere un po' di chiarezza. Ho fatto alcune telefonate, ho letto e riletto tutti gli ultimi decreti, perché uno si riferisce al precedente, bisogna collegarlo, ecco, è tutto un lavoro di lettura approfondita, ma soprattutto io voglio precisare che la federazione, il settore giovanile è attivo ed è sempre per far giocare, perché noi abbiamo uno scopo, far giocare, far fare sport ai nostri ragazzi, è un loro diritto, ai ragazzi e alle ragazze, fare sport. Le parole di Vito Tisci, presidente nazionale della Federazione Italiana Gioco Calcio, settore giovanile e scolastico, sicuramente ci daranno modo di riflettere nelle prossime settimane. Ancora grazie al direttore di Sport in Oro Raffaele Minichino ed iniziamo a questo punto la nostra puntata subito con i tabellini del girone I del campionato di Serie D. Come tutti ben sanno, il campionato di Serie D non si fermerà la prossima settimana e questa scelta certamente non è stata molto condivisa nell'ambiente del calcio dilettantistico, non soltanto siciliano. Ma parliamo di questo girone I, subito i risultati. Aciriale batte Biancavilla 2-0, Castrovilla ribatte Rende 3-1, Cittanovese batte Licata 1-0, San Luca batte Dattilo 1-0, FC Messina batte ACR Messina 1-0, le partite Gelbison Città di Sant'Agata e Roccella Troina sono state rinviate. Santa Maria al Cilento batte Paternò 2-0, Marina di Ragusa batte Rotonda 2-0. In classifica conferma per la Cittanovese, in testa con 13 punti. A seguire Aciriale ed FC Messina con 10. San Luca e Biancavilla 9,
Castrovillari, Santa Maria Cilento, ACR Messina 8, Dattilo 7, Licata 6, Rotonda 5, Troina e Gelbison 4, Città di Sant'Agata, Marina di Ragusa e Paternò 3, Rende 2, Roccella 0. Hanno una partita in meno San Luca, Castrovillari, Dattilo, Licata, Troina, Gelbison, Città di Sant'Agata e Roccella. Sono invece 2 le partite da recuperare per il Paternò. Prossimo turno si giocherà domenica prossima, questi gli incontri: ACR Messina Gelbison, Biancavilla Cittanovese, Città di Sant'Agata Rotonda, Licata Dattilo, Marina di Ragusa Aciriale, Rende FC Messina, San Luca Paternò, Santa Maria Cilento Roccella, Troina Castrovillari. Ed iniziamo dalla stracittadina FC Messina ACR Messina. Bentrovati con la quinta giornata del campionato di Serie D, tempo di stracittadina Messina, con il match tra FC ed ACR divise da un punto in classifica in favore della formazione di Mister Novelli. Il grande assente in casa biancoscudata è senza dubbio Liberta, dopo 2 minuti però è già ACR Messina in avanti con il calcio di punizione di Bollino. Il tentativo mancino sfiora il palo difeso da Marone al quinto minuto, ancora da un tiro da fermo. L'ACR Messina è molto pericoloso, Bollino mette dentro una deviazione, favorisce Foggia che trova il piedone del portiere dell'FC Messina, ma era tutto irregolare, c'era il fuorigioco del numero 9 biancoscudato non segnalato dal direttore di gara. Al settimo minuto invece si attiva Pablo Cabagero qui con il mancino di poco alto sopra la traversa. Al decimo però primo episodio del match con Fissore che da terra riesce a mettere il pallone verso l'area di rigore, un batti ribatti favorisce Paolo Carbonaro che passa, ancora Carbonaro, poi sterza, mette il pallone dentro, trova una deviazione per il direttore di gara. Ci sono gli estremi per il calcio di rigore, nonostante il pallone sia praticamente attaccato al corpo di Cascione dagli 11 metri. Parte Pablo Cabagero che non sbaglia, esordio con i fiocchi per il nuovo attaccante dell'FC Messina che dunque timbra il cartellino nella stracittadina. È un match bellissimo quello del Franco Scoglio, affrontato da una parte e dall'altra con tanto agonismo e caparbietà. Al 27esimo calcio di punizione affidato a Bicio Arcidiacono, Marone in qualche modo riesce a respingere, poi il pallone viene perso in fallo di fondo. Al minuto 34 invece è Palma a cercare il jolly dalla distanza, il tentativo però finisce alto sopra la traversa. Al 36esimo ancora CR Messina, il pallone finisce a Bollino, il suo tentativo di tiro viene deviato, Arcidiacono non arriva all'appuntamento con il pallone. Al 38esimo il corner dalla sinistra di Bollino trova l'incertezza di Marone, per fortuna dell'FC Messina allontana il pericolo alla difesa. Al 42esimo azione ancora da tiro da fermo per la CR Messina, Bollino mette dentro, la sfera termina sul secondo palo, l'assistente alza la bandierina ma il gioco prosegue per scelta del direttore di gara. Poi Arcidiacono cade in area di rigore per un presunto tocco di Domenico Marchetti. Per il direttore di gara non c'è né fuorigioco né fallo, prosegue il gioco tra le proteste della CR Messina che chiude in avanti, cross di Lavrendi, colpo di testa di Foggia, Arcidiacono sotto porta col mancino alza la mira, termina un bel primo tempo al Franco Scoglio. Fino a questo momento FC Messina 1 ACR Messina 0. Decide il gol realizzato al decimo del primo tempo da Pablo Cabagero. Partiamo al 49esimo del secondo tempo, Arcidiacono per Crisci, la penetrazione di Crisci, il palo della CR Messina trema ancora una volta. Marone il legno a salvare l'estremo difensore della formazione di Mister Rigoli che effettua il primo cambio. Al 57esimo esce Carbonaro, entra Lucas D'Ambros. Al 61esimo però attacca dalla sinistra la CR Messina, qui Bevis non arriva a chiudere sul pallone, allora può partire il traversone, spera all'indirizzo dell'area di rigore, poi Foggia prova la conclusione, prima deviata ancora una volta, monumentale Domenico Marchetti, così come il compagno di reparto in questa partita Matteo Fissore. Vuole freschezza Mister Novelli, sceglie Addessi per Bollino, dall'altra parte Marchetti per l'acciaccato Giuffrida, attacca dalla destra la CR Messina, infatti arriva lo spiomente a opera di Lavrendi, il pallone sul secondo palo a cercare Arcidiacono, controlla in calcio d'angolo Marone. 69esimo entrano Cretella e Cristiani in casa CR Messina in luogo di Vacca e Crisci. Al 70esimo dalla sinistra, occhio al tentativo degli ospiti, Arcidiacono riceve al limite dell'area, scarica all'indietro, può partire il traversone che pesca il neoentrato Addessi che colpisce il secondo legno di giornata, sfortunato in questo caso la CR Messina regge ancora la linea difensiva anche con un po' di fortuna dell'FC Messina. Al 72esimo esce quello che finora è il match winner della partita, ovvero Pablo Cabagero. Al suo posto il classe 2001 Norvin Mughiele che nell'ultima partita in casa aveva
aveva fatto la gioia dell'FC Messina contro il Troina. Ancora cambi, entrano qui D'Adamo e Gilles per Aida e D'Ambros, entra Mazzone per Cascione in casa CR Messina. Ci saranno scampoli di gara anche per Cruz. Alla fine vince l'FC Messina per la seconda volta consecutiva questa stracittadina. La decide Pablo Caballero con un rigore al 10° del primo tempo. Un cordiale saluto allora da Antonio Caroè, che vi rimanda alla prossima. A fine partita abbiamo avuto modo di sentire il parere del presidente dell'FC Messina, Rocco Arena. Un grande ACR e un grande FC che sicuramente saranno entrambe protagonisti di questo campionato. Quindi ripeto ancora, ribadisco di più a ACR i complimenti, alla mia squadra gli dico grazie, vi ho dato anche lo spogliatoio perché ci tenevo in modo particolare alla stracittadina. La seconda che vinciamo, si vede questa maglietta azzurra che ci mancava ed è arrivata in estremis ieri mattina alle 11:30 dal fornitore, ci ha portato fortuna. Forse il nostro mantello di Superman è proprio questa maglietta. FC Messina che con questa vittoria balza al secondo posto in classifica insieme alla Ciriale. A fine partita abbiamo comunque anche sentito le parole dell'allenatore dell'ACR Messina, mister Novelli. Io dico che le squadre, ma soprattutto gli uomini che hanno ben chiaro quello che vogliono raggiungere, in questa situazione, da queste sconfitte, devono creare le basi per prossime vittorie. Nel senso semplice, si va ad analizzare una partita che abbiamo fatto, non è stata una partita piatta, ci sono stati progressi ancora rispetto ancora di Aciriale. Ancora Aciriale perché questa è una squadra un po' più fisica, no? Sotto l'aspetto tosta, poi si sono abbassati tantissimo, ma non per volontà loro, per qualità di gioco nostro. E da questa sconfitta dobbiamo creare le basi per prossime vittorie. Non deve essere sconforto, c'è la rabbia deve appartenere. E adesso passiamo alla Ciriale che con un secco 2-0 liquida la pratica biancavilla. Essere o non essere, questo è il dilemma a cui è chiamata a rispondere la Ciriale di mister Pagana, pronta a ripartire dallo stesso atteggiamento degli ultimi minuti di Messina. Non sarà certo facile oggi contro un Biancavilla in grandissima forma e reduce dalla vittoria in trasferta contro il Marina di Ragusa, ma se convincere non sarà necessario, vincere diventa più che mai fondamentale per voltare definitivamente pagina e per ripartire più forti e consapevoli di prima. Oggi più che mai davanti al proprio pubblico per la prima volta dopo oltre 7 mesi. Dallo stadio ACI e Galatea di Acireale, amici di ACI TV, un saluto da parte di Giorgio Cavallaro che vi racconterà Acireale Biancavilla, match valido per la quinta giornata di Serie D Girone I. E arriva dunque il fischio, inizia Acireale Biancavilla. Ancora Savanarola prova il cambio campo alla ricerca di Cannino che prova la conclusione, ma c'è la parata da parte di Genovese, minuto 12. Ciccio Bertolo che prova ad andare via, c'è Buffa che prova la conclusione, pallone alla destra. Ancora il capitano Granata che serve ancora l'esterno senegalese, può puntare il proprio avversario, rientra sul destro, pallone messo al centro per De Felice che come un falco si avventa sul cross di Talla Soare e di prima intenzione fa secco Genovese. 1-0 a Cireale, la sblocca Francesco De Felice. Ancora Randis che prova a calciare col destro, ma la conclusione termina comodamente tra le braccia di Ruggero e sulla conclusione del numero 7 ospite finisce il primo tempo di Acireale Biancavilla. E dunque si riprende con il secondo tempo. Sparacello, spalla alla porta, può scaricare ottimamente verso Buffa che allarga poi sulla destra verso Cannino che rientra sul mancino, il cross al centro, De Felice, ancora lui, Francesco De Felice, il giustiziere, giustizia il Biancavilla per la seconda volta con un gol da rapinatore d'aria sul cross col mancino di Francesco Cannino, colpisce ancora una volta Francesco De Felice. La spizzicata da parte di Talla,
verso Sparacello, che poi ha provato il destro a giro. Attenzione, il pallone che arriva sui piedi di Randis, che sbaglia. Uno sguardo al centro, il pallone messo dentro alla ricerca di Sparacello e poi non ci arriva De Felice. Adesso Sparacello che riesce a servire Ottuale davanti al portiere e sulla sponda proprio del numero 9 Granata si conclude Acireale Biancavilla con i Granata che vincono per 2-0 il match valido per la quinta giornata grazie alla rete di Francesco De Felice, e adesso potranno preparare nel migliore dei modi il prossimo match, quello di domenica prossima contro il Marina di Ragusa. Ottima partita per la squadra acese. A fine partita sentiamo le parole di mister Pagana, le parole anche del centrocampista centrale Rosario Bucolo, nonché anche quelle del bomber Francesco Felice. La rabbia c'è stata, ma solo la rabbia nella vita non serve a niente. C'è stata una grande organizzazione, c'è stata la maniera giusta di interpretare la gara, sia nei singoli che di gruppo. La squadra ha dominato per 90 minuti la squadra avversaria, giocando sempre palla a terra come piace a me, concedendo nulla agli avversari e segnando su azione e creando anche potenzialmente altre occasioni per fare male, quindi da questo punto di vista sono più che soddisfatto. Sicuramente abbiamo passato una settimana difficile, la squadra ha dimostrato tanto carattere che dalle sconfitte non è facile cominciare col piglio che abbiamo avuto noi oggi, l'abbiamo messa subito da parte e questo mi ha fatto tanto piacere perché quando tu perdi un po' te lo riporti un po', no? Invece eravamo spensierati, determinati e questa è una prova di maturità. Oggi, ti ripeto, abbiamo fatto secondo me una delle migliori partite da quest'anno. È normale, è questione di tempo. Il mister mi ha dato fiducia e gliel'ho ripagata con 2 gol. Ripeto, potevano essere di più, purtroppo non fa niente, si va avanti. Resta subito alle prossime partite che, come sanno tutti, dobbiamo vincere per raggiungere tutti quello che sappiamo tutti. Coscienti tutti che il Biancavilla ha sin qui disputato comunque un campionato di grande qualità, sentiamo le parole del suo direttore sportivo Salvo Castorina e a seguire anche quelle un po' amare di mister Nicola Basile. Diciamo che non è stata la nostra migliore partita, sicuramente abbiamo giocato meglio in altre occasioni, oggi abbiamo sbagliato l'approccio alla gara e se sbagli l'approccio giocando con una squadra che ha delle qualità importanti in tutti i reparti soffri. La disamina è semplice, non c'è nulla nient'altro da aggiungere. Diciamo. Dispiace perché in questa prima fase della stagione abbiamo fatto un buon filotto di risultati e interromperlo per colpe nostre piuttosto che per bravura, anche se loro sono un'ottima squadra, bravura eccessiva dell'avversario, dispiace, però accettiamo il risultato del campo, già pensiamo a Cittanova e a quello che dobbiamo andare a fare per il proseguo del nostro campionato. Beh, la sconfitta, abbiamo incontrato, come dicevo in settimana, una grande squadra, sicuramente penso che loro oggi hanno fatto una delle migliori prestazioni durante l'inizio del campionato fino adesso. Noi non avevamo quella rabbia, quella voglia, quell'agonismo che abbiamo messo nelle altre partite. Nulla da fare per la squadra di Campanella, vittoria della Cittanovese 1-0 nei confronti del Licata. Il bilancio del primo mese di campionato per il Licata sta tutto nei freddi e implacabili numeri che consegnano una squadra nemmeno lontana parente di quella che era stata protagonista lo scorso anno di una partenza sprint. Oggi Campanella ha schierato la quarta formazione diversa in 4 gare. Infortuni, arrivi, partenze e squalifiche ci dicono che il Licata è ancora un cantiere aperto, un'opera incompiuta che annaspa in classifica ma soprattutto in campo dove si soffre in tutti i reparti. Campanella può ripartire solo dalla voglia messa in campo dai giocatori nel secondo tempo, una voglia che però non è bastata a pareggiare una gara che si è messa male al 38esimo quando al terzo penalty calciato verso la porta di Di Carlo i padroni di casa hanno fatto centro.
Il Licata aveva rischiato di capitolare già al 15°, quando ancora dagli 11 metri Dorato calciava alto sulla traversa. Pochi minuti dopo era Silenzi a sciupare da buona posizione, graziando i gialloblu. Alla mezz'ora è Guarino a rischiare il patatrack con un retropassaggio da Trilling con la spalla che riesca di varcare la linea di porta per il più classico degli autogol. Al 38°, come detto, ancora calcio di rigore per il Cittanova, fallo su Crucitti e massima punizione accordata dall'arbitro. Al primo tentativo Di Carlo para, ma per il direttore di gara si deve ripetere. Al secondo tentativo proprio Crucitti non sbaglia. Nella ripresa il Licata spinge alla ricerca del pari, ma lo fa senza ordine, affidandosi agli spunti dei singoli, Cannavò e Civilleri su tutti. Al 76° è Rossitto a sfiorare il pari, ma il suo tiro timbra il palo. Sul finale la Spada, subentrato proprio a Rossitto, a rendersi pericoloso. Da qui in poi è solo Melina dei padroni di casa che gestiscono il possesso palla e rafforzano la propria posizione in testa alla classifica. Complimenti a Pietro Infantino, allenatore della Cittanovese, attualmente primo in classifica nel girone I del campionato di Serie D. E passiamo adesso allo scontro che si è giocato a Trapani tra Dattilo e San Luca. Sesta giornata del campionato di Serie D per il girone I. Torniamo allo stadio provinciale di Trapani, dove il Dattilo di mister Chianetta ospitava il San Luca di mister Cozza, reduce dalla vittoria per 2-0 contro il Roccella, la formazione trapanese. Rinviata invece l'ultima sfida al Corrado Alvaro di San Luca contro il Paternò, dirige l'incontro il signor Burlando e la sezione di Genova, coadiuvato da Castiglione di Frattamaggiore, Almanza di Latina. Ingresso in campo delle due formazioni di fronte a 800 spettatori circa, total black per il San Luca, completo verde con inserti bianchi invece il Dattilo. Passiamo allora a raccontarvi del film di questa sfida grazie alle immagini che ci giungono da Mario Carpinteri. Primo possesso gestito dal San Luca, che batterà anche il primo colpo in avanti rompendo il ghiaccio al sesto col tentativo dal limite di Romero. Facile preda di Giappone al quarto d'ora, proteste dei locali per un presunto atterramento di Pitto ai danni di Lupo, servito in profondità da un preciso assist del solito Seccum. Lascia correre il direttore di gara Burlando, anche se resta qualche dubbio dal nostro rallenti. Dall'altro lato partita senza soluzione di continuità col cross di Vargas, raccolto dal limite d'area di rigore da Carbone. Il suo destro sorvola la trasversale della porta di Giappone. Partito meglio il San Luca, vicino al vantaggio con Pelle, il quale dopo una sgroppata sull'out mancino lascia andare questo gran sinistro che spacca in due la traversa della porta di Giappone. Dattilo pericoloso poco prima della mezz'ora con Terranova innescato in verticale da Cicala, diagonale deviato in corner da Greco. Alla mezz'ora sventagliata parabolica di Seccum per Terranova, colpo di testa respinto da Caceco. Ancora un lancio lungo dei locali, sorprende la retroguardia del San Luca, qui Manfred a tu per tu con Caceco. C'è l'intervento provvidenziale però di Pezzati. Partita molto piacevole al provinciale al 33° San Luca che sfonda sui binari esterni con Leveque che penetra, calcia, strozza però troppo il tiro con il destro. 2 minuti più tardi ancora Leveque che fa ferro e fuoco sul binario mancino, cross sul secondo palo dove non arriva Vargas per questione di centimetri. Ultimo tentativo prima della pausa con Terranova per i locali che sventaglia sul versante opposto per testa, tentativo però alto. Duplice fischio del direttore di gara Burlando e squadre che guadagnano così gli spogliatoi sul parziale ad occhiali. Gara sin qui senza soluzione di continuità, gestita meglio dal San Luca, quando con le nostre immagini passiamo a raccontarvi del film della ripresa che si apre al minuto 52 con la punizione calibrata dallo spigolo dell'area di rigore per il San Luca. Attento Giappone a distendersi alla propria sinistra. Al 59° primo cambio per mister Cozza, il quale getta nella mischia Bruzzaniti in luogo di Pelle. Cambio azzeccatissimo per il tecnico del San Luca, perché dopo appena un giro di laccette Bruzzaniti si mette in proprio. Bruzzaniti, slalom gigante da impazzire. Bruzzaniti elude l'intervento prima di Lupo e di Benivegna, poi salta con questa sterzata anche Fragapane. Tocco sporco, quanto basta per eludere l'intervento di Giappone. Il San Luca è in vantaggio al provinciale all'ora di gioco. Ha pescato ancora una volta alla panchina mister Cozza e l'ha fatto benissimo. Prova a correre ripari mister Chianetta, fuori Lupo dentro Palermo, contromossa del San Luca con Nagore che rileva a Romero. Al 72°, ancora meglio il San Luca in avanti con Nagore che prende palla tra le linee, serve Vargas, il quale scaglia un mancino neutralizzato da Giappone. 75°, fuori Benivegna, dentro Doda.
Ancora il San Luca però a rendersi pericoloso con Nagore, raccoglie questa palla al limite, scaglia il Gandesto senza inquadrare lo specchio della porta difesa da Giappone. Dall'altro lato occasionissima con il Dattilo, cross dalla destra, arpionato da testa che manca però, l'acuto vincente all'80° prosegue la girandola di Gambi dentro Cotroneo per Leveque, Marchionna per Vargas, per il Dattilo invece Girgenti per Rallo. Scampoli di gara nel finale anche per Bonfiglio che prende il posto di Davide Testa tra i locali. 3 i minuti a disposizione di Ayman Said, il luogo di Cicala. Al minuto 91 verrà allontanato per proteste anche mister Ciccio Cozza a 1 minuto al termine. Accade però l'imponderabile. Prima con Terranova che fa il solletico a Caceco con questo testo dal limite. 1 minuto più tardi, ultimo giro di lancette, Secum sventaglia per Nigro, palla rimessa dentro per Said, parata incredibile di Caceco, con il volto si è immolato a salvare il risultato, si dispera Nigro, segue solo il triplice fischio del direttore di gara Burlando, game over al provinciale, il San Luca è Corsaro sul campo del Dattilo grazie alla rete, all'ora di gioco di Bruzzaniti. Un saluto allora amici appassionati. Anche per questo oggi è tutto, appuntamento alla prossima! Parliamo del Paternò, in casa purtroppo cade 2-0 contro il Santa Maria Cilento. Cade il Paternò del tecnico catalano contro Santa Maria Cilento con il risultato di 2-0 grazie alla doppietta di Maggio. Parte bene la formazione di casa, al terzo minuto una punizione di Walter Cozza si stampa sulla traversa. 1 minuto più tardi Santa Paola trova Majorano che lavora un gran pallone per Puglisi che serve Di Stefano che tenta il tiro che attraversa tutto lo specchio della porta. Al settimo Paternò in avanti sull'asse Cozza-Santa Paola Di Stefano, con quest'ultimo che davanti al portiere manca il tapin vincente. All'11° i rossazzurri recriminano per un fallo in aria su Mazzotti sugli sviluppi di un calcio d'angolo, ma l'arbitro lascia giocare. Al quarto d'ora Capozzoli, migliore in campo, entra in aria, tenta il tiro respinto da Santa Paola che allontana, ma sulla ribattuta arriva Maio che calcia alle stelle. Al 18° Capozzoli prova il calcio di punizione, ma Cavalli in volo devia in corner tra gli applausi dei tifosi presenti allo stadio. Al 19° sale in cattedra ancora Cavalli, autore di una grande parata sul colpo di testa di Campanella da distanza ravvicinata. Al 35° sono ancora gli ospiti a sfiorare il vantaggio. Capozzoli serve Citro che tira di poco fuori. Sul proseguo dell'azione Tandara ci prova dalla distanza, ma Cavalli ancora una volta respinge. Al 38° arriva il gol degli ospiti. Cozza perde uno scontro a centrocampo che permette a Maio di lanciare un imprendibile Capozzoli che salta gli avversari e mette al centro per Maggio che non sbaglia. Tenta la reazione il Paternò con Scapellato che tenta il colpo dalla distanza e dopo 2 minuti di recupero la squadra va negli spogliatoi. Nel secondo tempo il tecnico catalano cerca di mischiare le carte in tavola e al 53° comincia da Baglione per Guarnera. Al 56° però l'arbitro fischia un calcio di rigore per i giallorossi per un fallo di Raia su Maggio con lo stesso bomber che segna spiazzando Cavalli, firmando così la doppietta personale. Cala un po' il match. Al 69° Catalano mette in campo La Piana al posto di Scapellato nella speranza di rientrare in partita. Al 70° Majorana cerca il lancio che viene respinto da Bozzedre con La Piana che fa su il pallone ma il tiro è debole. All'86° Santa Maria Cilento in avanti, Capozzoli appoggia per Pastore che tenta un velenoso tiro che ancora una volta viene parato da Cavalli che di fatto chiude il match. Paternò che mercoledì torna in campo per il recupero della partita contro il Dattilo. La pausa certamente non ha giovato alla squadra di Paternò. Sentiamo a fine partita le dichiarazioni di mister Catalano e quelle del presidente Ivan Mazzamuto. Veniamo da 10 giorni di sosta, da 20 giorni che non facciamo una partita, tanti ragazzi che non giocano da tanto tempo, tanti ragazzi sono andati via, qualcuno nuovo è arrivato, qualcuno è uscito ieri dalle defezioni della malattia, insomma ci siamo ritrovati ad affrontare già il campionato e quindi sapevo le difficoltà.
però devo dire che per buona parte della gara i ragazzi hanno fatto abbastanza bene, ho poco da rimproverare sotto l'aspetto dell'impegno, sappiamo che non stiamo bene fisicamente, sappiamo che ci mancano i 90 minuti, però dovevamo cominciare e abbiamo iniziato, e abbiamo anche sofferto, abbiamo avuto qualche buona opportunità che non abbiamo sfruttato e poi ci siamo ritrovati sotto 1-0 e lì magari ci siamo un po' innervositi, abbiamo smesso un po' di giocare, anche perché la gamba non è per come deve essere, quindi non è una giustificazione, però in questi 20-25 giorni abbiamo lavorato l'ultima settimana, però bisognava iniziare, bisogna un attimino rimboccarci le maniche, sono arrivati tanti ragazzi nuovi, quindi cerchiamo un attimino di rimetterli tutti insieme, perché mercoledì c'è un'altra partita importante che ci aspetta. Oggi purtroppo era prevedibile che potessimo incappare in una giornata del genere, perché ovviamente non ci siamo allenati per 10-12 giorni, i ragazzi che si sono aggiunti nuovi sono arrivati da pochissimo, quindi non hanno avuto neanche tempo di fare degli allenamenti adeguati. Diciamo che il problema principale, a mio avviso, è proprio la tenuta atletica. Abbiamo visto che il Paternò i primi 10, forse 15 minuti ha giocato davvero bene alla grande, ha creato diverse palle gol, poi siamo spariti e sicuramente la condizione atletica è quella che in questo momento ci penalizza, ma penso che ci possa anche stare dopo quello che è successo. Ma ovviamente si cercherà di lavorare prima dal punto di vista psicologico, perché sicuramente non fa bene perdere partite del genere. Abbiamo 2 giorni di tempo per cercare intanto di recuperarli psicologicamente e anche atleticamente. È un momento difficile e lo sarà ancora per qualche altra giornata. Colpaccio della Marina di Ragusa, che vince in terra calabra 2-0 contro il Rotonda. Guardiamo il servizio. Stadio Gianni Di Sanzo di Rotonda, quinta giornata del campionato di Serie D per il girone di la formazione di mister Pascuzzo, reduce dal pari in casa del Rende, ospite del fanalino di coda Marina di Ragusa, reduce invece da una sconfitta allo stadio Aldo Campo per 1-0 contro il Biancavilla, quando Ferrante regalava i 3 punti alla compagine etnea. Passiamo al film di questa sfida grazie alle immagini a cura di Carlo Catucci. Dopo un giro di lancette e Baldé che prova a insidiare l'estremo difensore avversario senza successo al quarto tentativo pericoloso del Rotonda, Taccogna mette dentro per un compagno che non arriva all'appuntamento con la sfera. Al 10° però incomprensione di Formicola che travolge Giuliano, indica il dischetto e il direttore di gara Esposito all'occasione dagli 11 metri di portarsi in vantaggio il Marina di Ragusa. Sul punto di battuta va Brunetti a tu per tu con Polizzi, va Brunetti, intuisce solamente l'estremo difensore locale, Marina di Ragusa in vantaggio al 10° grazie alla rete. Dagli 11 metri di Brunetti prova a reagire in Rotonda con la conclusione da destra di Fioretti che chiama gli straordinari Pellegrino. Rotonda ancora pericoloso alla mezz'ora col cross dalla destra di Taccogna per la testa di Formicola e superlativo Pellegrino. Si erge a paladino della propria porta sulla respinta, poi Sposato non inquadra lo specchio. Scorriamo fino al 43°, ancora con un'occasione dei locali. Taccogna sulla destra per il Rotonda, decide andare direttamente in porta, dove ad attenderlo c'è ancora una volta pronto e reattivo Pellegrino. Passiamo con le nostre immagini al film della ripresa. Al minuto 58 ci prova Valente con questo tentativo a giro. Percorre un brivido lungo la schiena di Pellegrino, all'ora di gioco anche Actis Goretta a provarci con questa rasoiata dal limite, neutralizzata prontamente da Pellegrino che si distende alla propria destra. Alleggerisce il forcing il Marina al minuto 63 con Consiglio che ci prova sugli sviluppi di un piazzato, sorvola la trasversale del suo mancino. Al 75° arriva il raddoppio del Marina di Ragusa con Baldé che vince un corpo a corpo con Cassese, calcia in porta, il pallone si impenna proprio su deviazione di quest'ultimo. 0-2 in favore della formazione di mister Salvatore Udro. Si è sbloccato Baldé per il raddoppio dei Mazzariddari. Rotonda che ha l'occasione però al minuto 82 di rientrare in partita, infatti fallo di mano di Pietrangeli piuttosto dubbio concede il secondo calcio di rigore di giornata. Il direttore di gara Esposito sul punto di battuta si presenta Actis Goretta a con Pellegrino, predilige la soluzione di potenza e sbaglia un'occasione clamorosa. C'è tempo solo per l'ultima occasione, il Marina di Ragusa con Brunetti che va vicino allo 0-3 sul filtrante di Allegria. Termina così al Gianni Di Sanzo di Rotonda i primi 3 punti stagionali per il Marina di Ragusa che è Corsaro sul campo in Rotonda. Un saluto amici appassionati, appuntamento come al solito alla prossima.
Di nuovo tutti in campo domenica 1 novembre, le prossime partite potrebbero già ancora di più delineare le squadre di vetta di questo girone I del campionato di Serie D. Adesso voltiamo pagina e parliamo del campionato di eccellenza, lo facciamo subito con il girone A. Si è giocata la sesta giornata, adesso si ferma per 4 settimane, vedremo cosa succederà al ritorno in campo di tutte le squadre. Questo è il tabellino dei risultati. Cus Palermo Akragas, Castellammare Parmonval, Marsala Casteltermini e Unitas Sciacca Nissa sono state rinviate. Questi invece i risultati delle partite giocate. Mazzara batte Canicattì 1-0, Monreale batte Dolce Onorio Folgore 1-0. Profavara batte Don Carlo Misilmeri 3-0, San Cataldese batte Oratorio San Ciro e San Giorgio 3-1. Ed iniziamo proprio dalla Mazzara, vittorioso in casa Canicattì per 1-0. Sesta giornata di andata del campionato di eccellenza Girone A, il big match al Saraceno di Lavanusa tra la capolista Canicattì ed il Mazzara che insegue a 3 punti, 15 dei biancorossi del presidente Angelo Licata contro i 12 dei canarini del Mazzara allenati da Dino Marino. Partiti, effettuano lo scambio i due, il cross e poi clamorosamente da 2 passi Raimondi si mangia letteralmente un gol, palla in area e poi c'è il vantaggio del Mazzara con il numero 8 Calafiore. Tutto questo quando siamo al 4° minuto del primo tempo. Canicattì in possesso di palla, Prestia, il tiro, riparte il Canicattì dopo aver recuperato palla, un'azione e adesso va via la parata di Valenti che diventa una furia, ruba palla, Prestia, il tiro di Prestia e la deviazione di Sesai, l'apertura sulla destra per Prestia e calcio di rigore in favore del Canicattì. Tutto pronto, Ferotti, la parata del portiere Sesai e poi da 2 passi Raimondi si divora un gol. Finisce qui, il Mazzara conquista i 3 punti e aggancia in vetta alla classifica il Canicattì. Era una partita difficile, era una partita complicata con una squadra penso una delle più forti tra il girone A e il girone B di questa eccellenza. Siamo venuti qua con la consapevolezza di fare una grande partita, ci siamo riusciti e la felicità nel realizzare il gol della vittoria senza dubbio è immensa e continuiamo a lavorare, siamo sicuri di fare un grande campionato, speriamo che ce lo permettano soprattutto. Ripeto, il Canicattì è una grandissima squadra, l'ha dimostrato fino ad oggi. E sapevamo, ripeto, di incontrare una grandissima squadra, non era facile spugnare questo campo, non era facile far gol a una corazzata del genere, ci siamo riusciti, abbiamo sofferto, ma è così che si raggiungono grandi risultati. Noi alla vigilia eravamo molto preoccupati perché incontravamo la prima della classe, ma siamo venuti qui, non mi nascondo, per vincere, perché alla fine tu devi vincere, quello che viene poi è il risultato del verdetto del campo lo accetti. Abbiamo vinto, abbiamo fatto la prima frazione di gioco alla grande, i ragazzi hanno combattuto testa su testa, palla su palla. Nella seconda frazione magari siamo un po' arretrati perché loro sono venuti un po' fuori, ma ci sta, difendevamo e ripartivamo, quindi sono molto contento di questa squadra per come si è approcciata questa partita. Calcio di rigore del Canicattì parato egregiamente da Sesai, mister.
diciamo che non mi esprimo, faccio complimenti solo al mio portiere, perché secondo me il rigore non c'era e ce n'era uno sacrosanto a favore nostro nel secondo tempo. Ma va bene, alla fine è finita. Posso dire anche che il Canicattì, oltre il rigore, non mi ricordo di aver fatto un tiro in porta il Canicattì. Noi qualche altro tiro l'abbiamo fatto. Presidente, felice ovviamente per questo risultato che vi consente di agguantare il Canicattì in vetta alla classifica. Intanto mi sembra doveroso ringraziare sempre l'accoglienza e l'ospitalità della famiglia canicattese, e questo è di buon auspicio per fare calcio e di fare sport, quindi sono sempre grato per il rispetto che ci portano anche nei nostri riguardi. È stata una partita importante, si è affrontata con grande determinazione da parte di tutti. Il mister l'ha preparato bene, ma devo dire che dall'altra parte c'è una grande squadra, guidata soprattutto da un grande allenatore che stimo molto. Noi siamo determinati, vogliamo fare un campionato importante, ci sono altre squadre blasonate che sappiamo quali sono, di cui c'è il Canicattì, che la vedo veramente una squadra forte, e quindi ci sarà sicuramente una bella lotta, e che vinca sempre lo sport, che è la cosa più bella che c'è quando si fa sport vero, come in questo modo. Mister Canicattì dopo 4 minuti all'inizio del primo tempo prende il gol e poi si smarrisce un poco. Ma smarrito relativamente, perché poi abbiamo giocato sempre costantemente nella propria metà campo e loro non hanno mai fatto un'azione di gioco, partivano solamente che in ripartenza e noi cercavamo di fare la partita. Una squadra scorbutica che non gioca a calcio, che gioca solamente di ripartenza. Comunque le cadute ci possono anche stare in questo campionato, dispiace perché la partita sicuramente non meritavamo di perdere per quello che abbiamo sprecato sotto porta, anche il rigore sbagliato. Comunque lasciamo stare adesso l'arbitro, pensiamo a noi che abbiamo fatto non una bellissima partita, però siamo stati là tutto il tempo per cercare il pareggio e pazienza, ci rimborcheremo le maniche e quando ripartiremo. Dispiace perché abbiamo perso contro una squadra che non ha fatto due passaggi di fila. Resta il rammarico del rigore sbagliato da Ferotti, mister? No, abbiamo sprecato tanto sotto porta, a parte Ferotti il rigore, abbiamo sprecato tante situazioni. Non siamo stati lucidi e cattivi sotto porta, a loro nell'unica situazione su una palla inattiva ci hanno castigato. Ripeto, bravi loro e noi dobbiamo farci rimboccare le maniche, dobbiamo rimboccarci le maniche e lavorare. Mi dispiace anche il fatto che atteggiamenti come il loro allenatore sotto la panchina, atteggiamenti del genere non sono belli per una partita di calcio, non sono belli per il calcio. Queste sono situazioni che si fanno nei campionati amatoriali. È stata sufficiente solo una rete alla Monreale per battere il Dolce Onorio Folgore. A fine partita abbiamo sentito l'allenatore dei palermitani, Rosario Bennardo. Non ci sarà partita dove non dovremmo soffrire e non ci sarà partita dove non dovremmo dare il massimo per portare un risultato a casa. Sì, Marco ha fatto un gran gol, siamo partiti benissimo e abbiamo trovato subito il gol. Diciamo che noi abbiamo peccato un po' anche noi, siamo chiusi un po' troppo, però siamo stati bravi anche a ripartire e non sfruttare bene i contropiedi che abbiamo fatto. Dopo 2 sconfitte consecutive il Pro Favara ritorna alla vittoria, lo fa alla grande in casa battendo 3-0 la Don Carlo Misilmeri. Guardiamo gli highlights. Il cross con il destro che diventa un tiro e la palla che finisce sul palo, poi un colpo che puzza, calcio di rigore. Cocuzza contro Mattiolo, tutti fuori dall'area, fischia l'arbitro. Cocuzza conta i passi, 1-0 per il Pro Favara, a segno Cocuzza dunque, che cerca ancora la porta, 2-0, King in area di rigore, Camilleri a tu per tu con Mattiolo, Camilleri tiro deviato. Finisce adesso la partita, finisce col trionfo del Pro Favara, 3-0.
È un Pro Favara che non molla, un Pro Favara che vuole rientrare prepotentemente nella zona alta della classifica. Questa è stata una vittoria importantissima, tra l'altro ha visto il ritorno in campo dopo 8 mesi di infortunio il neoacquisto Salvo Cucuzza. Sentiamo le sue parole. Perché se tu veramente pensi di limitare quello che vuoi, io non sono né un medico, tanto di cappello, tu oggi non fai rischiare altri 6.000 giocatori di giocare oggi e magari si potrebbero avere altri contagi. Tu chiudi tutto oggi. Giocare oggi secondo me è stata veramente la pagliacciata a livello nazionale che potesse succedere. A, per quello che ho detto, B, perché nessuno pensa che oggi, grazie a Dio, non è successo nulla, ma un padre di famiglia poteva farsi male e non essere tutelato. E C, perché purtroppo andremo sempre alla deriva, perché purtroppo a noi non ci considerano. Non capiscono che qua c'è gente che campa le famiglie, non capiscono che c'è una società che fa sacrifici dietro a tutto questo. Noi non veniamo considerati perché purtroppo non abbiamo diritti televisivi, non abbiamo nulla, ma siamo noi il vero calcio, perché lì è facile, siamo noi il vero calcio. Quindi oggi è giusto che ci prendano in giro tutti a livello nazionale, perché quello che ho vissuto oggi io per me è stata una vergogna a tutti gli effetti. Continua ad essere sempre la terza incomoda la San Cataldese. Ennesima vittoria casalinga, 3-1 questa volta nei confronti dell'Oratorio San Ciro e San Giorgio. Sentiamo un felice Alessandro Settineri. Non era facile a freddo ricominciare a giocare come se niente fosse. La squadra ha macinato gioco, complimenti ai ragazzi perché tanto possesso palla, tante azioni sprecate in verità, però prestazione lodevole. Abbiamo rivisto alcune cose a fine primo tempo, ho detto ai ragazzi di stare tranquilli, che la qualità delle giocate c'era, forse mancava qualche cosina perché abbiamo sprecato anche oggi, però secondo tempo ho variato qualche cosina, ho variato l'assetto più che altro il posizionamento di alcuni elementi. La squadra e il gruppo ha dimostrato che insieme intendo società, pubblico, anche se ahimè sappiamo tutti che hanno deciso di fermarci e quindi lo dobbiamo accettare, però è stato bello avere almeno per una partita il nostro pubblico. Dobbiamo accettarlo, credo che ci sia però un attimo di confusione perché in realtà non sono io a dover sentenziare o giudicare, c'è una commissione medica, ci sono chi è preposto a fare tutto ciò, però mi chiedo e ci chiediamo quali siano le differenze fra le varie categorie, se in realtà i controlli sono uguali per tutti. In questo mi preme dire una cosa che non riguarda solo noi come azienda, come dice il Presidente, ma anche i più piccoli, cioè i bambini, che sono quelli più toccati di un'attività che oggi gli consente di vivere all'aperto rispetto ad altre. Io mi auguro che sia una chiusura talmente forzata ma talmente breve da poter ritornare alla normalità. Per noi la cosa più bella è rientrare, poter lavorare e riabbracciare il pubblico. In squadra si respira serenità ed i risultati arrivano. Sentiamo le parole anche di Di Giuseppe. Purtroppo, come sappiamo tutti, adesso c'è questo stop. E invece per quanto riguarda la partita non è la prima volta che purtroppo il primo tempo andiamo un po' in difficoltà, ma diciamo perché forse un po' troppo nervosismo, perché magari siamo andati sotto 1-0 e ci sta. Poi però quando siamo entrati negli spogliatoi abbiamo parlato, ci siamo guardati negli occhi e abbiamo detto guarda, facciamo come contro la Parma, e palla a terra, giochiamo, infatti dopo siamo usciti fuori alla grande. E io ci ho messo il massimo dal primo giorno e devo dire che sta andando personalmente molto bene. E questo vabbè, va a merito anche al fatto che io mi dedico mattina e sera agli allenamenti, comunque questo qui lo devo anche al preparatore
e tutto il lavoro che abbiamo svolto quest'estate. In più comunque ai ragazzi, perché ovviamente i gol non vengono mai da soli, sicuramente anche i gol mia non vengono mai da soli, ma sempre da un gioco di squadra. Però personalmente sono molto soddisfatto, non poteva che andare meglio, poi in casa è tutto più bello. Al ritorno in campo tra un mese saranno dunque San Cataldese, Canicattì e Mazara le squadre che tenteranno di vincere questo girone A del campionato di eccellenza. Adesso parliamo invece del girone B. Anche in questo girone qualche partita rinviata, su tutte sicuramente Santa Croce Carlentini e Siracusa Atletico. Si sono giocati gli altri incontri, guardiamo i risultati: Acicatena batte Virtus Ispica 1-0, pareggio tra Mascalucia San Pio X Aci Sant'Antonio, Enna Ragusa 2-2, Giarre batte Igea 1946 4-0. Real Siracusa Belvedere batte Ionica 1-0, vittoria dell'Acquedolci 1-0 contro il Palazzolo. In classifica abbiamo il ritorno solitario in vetta del Giarre con 15 punti, grazie anche al passo falso dell'Aci Sant'Antonio a Mascalucia. Aci Sant'Antonio che comunque rimane in prossimità della vetta con 13 punti. A seguire Acquedolci 12, Carlentini, Siracusa ed Enna 10, Ionica, Santa Croce, Igea 1946 9 punti, Virtus Ispica, Real Siracusa Belvedere 7, Atletico Catania 6, Ragusa 5, Palazzolo 4, Acicatena 3, Mascalucia San Pio X 2. Il ritorno in panchina dopo una settimana travagliata di mister Migneco ha permesso all'Acicatena di vincere la sua prima partita di campionato 1-0 nei confronti della Virtus Ispica. Sentiamo le parole del mister Migneco. Per me era doveroso dopo le 5 sconfitte di fila rassegnare le dimissioni. Poi c'è stata una settimana particolare che aveva portato qualche altra soluzione che alla fine forse neanche la società voleva avere, perché loro hanno voluto fortemente che ritornassi di nuovo al timone e sinceramente, valutando bene la situazione, soprattutto per quello che hanno fatto i ragazzi in settimana, usando parole d'affetto e di elogio nei miei confronti, a quel punto mi è stato doveroso ritornare, perché è inutile nasconderlo, anche io oramai sono molto attaccato ad Acicatena, a questi colori, e venerdì c'è stata di nuovo questa possibilità di rientrare e l'ho fatto con piacere. È stata la vittoria di tutti, come dici tu, è stata la vittoria di tutti, infatti in particolare la volevo dedicare a Nino Marchetti, che è stato la persona che mi ha voluto fortemente sia all'inizio e soprattutto che ritornassi per forza, e la voglio dedicare a lui e poi ovviamente a tutti, perché veramente abbiamo dato tutte le energie che avevamo senza risparmiarci, abbiamo giocato con tanti giovani, alla fine non so quanti ce n'erano in campo e niente, auspichiamo che il futuro ci porti a ricompattarci e giustamente ripartiremo da questi 3 punti. Il passo falso dell'Aci Sant'Antonio a Mascalucia penalizza la squadra di Torrisi, che perde il primato dopo soli 7 giorni. Un Mascalucia che comunque vedeva tra le sue anche l'arrivo del nuovo allenatore Giuffrida dopo le dimissioni di Badalà. Un Mascalucia che ha tentato tutto per vincere questo incontro contro un Aci Sant'Antonio certamente sottotono. E passiamo adesso all'incontro Enna Ragusa, conclusosi 2-2. Sono già partite le immagini riguardanti la bella rete segnata dal capitano della Ragusa Valenca. Sentiamo adesso le parole dei 2 allenatori, Catania per quanto riguarda l'Enna
e Raciti, allenatore del Ragusa. Sicuramente per come eravamo partiti abbiamo regolato queste due situazioni. Io credo che poi i ragazzi hanno fatto una grande partita, l'abbiamo ripresa, al secondo tempo credo che meritavamo di vincere. Però è anche vero che uno deve valutare i 90 minuti, per cui ci prendiamo questo punto con molta soddisfazione, soprattutto per il carattere, per quello che la squadra ha creato, per quello che è riuscito a dare, per il sacrificio che ha fatto. Sono cose che mi fanno ben sperare. Non dimentichiamo che noi veniamo da un momento dove abbiamo sempre ogni partita 4-5 giocatori in meno e questo poi non ti permette a partita in corso di fare quello che magari vorresti fare. Noi sapevamo e avevamo un grandissimo rispetto per l'Enna, ma noi veniamo comunque da tantissime difficoltà, non riguardo campo ma extracalcistiche che tutti sappiamo, quindi oggi era la prima partita che eravamo tutti quanti a disposizione, che i ragazzi erano tutti a disposizione e devo dire che ce la siamo giocati alla pari contro, ripeto, una grandissima squadra. Altro big match di giornata, la partita tra Giarre e Igea 1946. È andata male alla squadra di Furnari, la squadra giarrese con un secco 4-0 riconquista la vetta solitaria in classifica. Per la sesta giornata del girone B di eccellenza e big match al regionale dove si affrontano la capolista Giarre, 12 punti in classifica per i giallo-blu guidati da Gaspare Cacciola e l'Igea che con 9 insegue la prima della classe distante 3 lunghezze. Dirige l'incontro la signora Alice Gagliardi della sezione di San Benedetto del Tronto. È un match che vede il Giarre partire fortissimo e dopo appena 33 secondi i giallo-blu potrebbero passare con il bolide da fuori area di Privitera che trova sulla sua strada un super Lo Monaco bravo a disinnescare il mancino del numero 4 con l'aiuto anche della traversa. 120 secondi più tardi ancora Giarre con il solito Concialdi che scodella in aria trovando però la decisiva respinta del difensore Trimboli. Insiste ancora la formazione padrona di casa Privitera col mancino mette in aria costringendo agli straordinari il portiere Lo Monaco che si rifugia in corner al nono sventagliata di Cocimano che pesca sulla destra Concialdi, il numero 7 rientra sul mancino e carica il sinistro trovando ancora i guantoni del portiere Lo Monaco. Poi il gioco viene fermato per posizione di fuorigioco di Strano. Il Giarre pericoloso anche al 15° con il tentativo di testa di Cocimano. Ancora la formazione giallo-blu pericolosa, il cross di Privitera con Longo che riesce a disinnescare su Cocimano. Al 17° però il Giarre passa in vantaggio grazie all'Eurogol di Orazio Urso che al volo col destro raccoglie il corner battuto da Privitera e con una perfetta conclusione volante fulmina il portiere Lo Monaco facendo così Giarre 1, Igea 0. Primo gol in campionato per Orazio Urso, sommerso poi dall'abbraccio di tutti i compagni. La rete galvanizza i padroni di casa che al 24° potrebbero raddoppiare. Cocimano però non riesce a sfruttare l'occasione e allora l'Igea che tenta di farsi vedere per la prima volta dalle parti di Barbagallo. C'è la conclusione di Genovese, murata in angolo da Pettinato. 60 secondi più tardi il Giarre nuovamente pericoloso con Concialdi che pesca in area Gudiac. Il suo colpo di testa finisce alto sulla traversa. Alla mezz'ora altra fiammata dei giallorossi con Assenzio che serve Capitan. Genovese prova a caricare il destro, il suo tiro però è da dimenticare e finisce alto sulla traversa. Al 34° riparte il Giarre con il solito Privitera che apre il gioco sulla destra per Concialdi che punta il suo diretto marcatore, carica il sinistro trovando ancora una volta la pronta risposta del portiere Lo Monaco. Al 45° altra conclusione dell'Igea con Ferraù, il suo sinistro sorvola di poco la traversa. Prima del duplice fischio c'è l'occasionissima ancora per il Giarre con Agudiac che manda di poco alto sulla traversa il cross di Privitera. Con le nostre immagini siamo già nel secondo tempo, un Igea che parte forte, c'è un episodio in area del Giarre con Biondo che finisce giù, il direttore di gara lascia giocare, poi il Giarre torna ad attaccare, la conclusione di Cocimano trova la deviazione in angolo di Tricamo e dal corner seguente di Concialdi arriva il colpo di testa da parte del solito Cocimano con la palla che sfiora il palo alla destra del portiere Lo Monaco. Al 60° però
il Giarre va sul 2-0 grazie a Piero Concialdi che raccoglie il perfetto assist di Cocimano e con un colpo di testa sotto misura mette alle spalle di Lo Monaco, facendo così Giarre 2, Igea 0 e gol numero 3 in campionato per l'ex città di Sant'Agata. Dunque partita in discesa per il Giarre che si complica invece per l'Igea al 62esimo quando Roberto Assenzio si becca il rosso diretto dalla signora Alice Gagliardi per una manata rifilata da Gudiak. Nonostante l'inferiorità numerica, l'Igea tenta di scuotersi, c'è una grande giocata da parte di Santino Biondo che serve il neoentrato Multanen, sponda per Trimboli con la conclusione del numero 4 che di fatto chiama alla prima parata del match il portiere Barbagallo. Ma 120 secondi più tardi arriva il tris del Giarre ed è certamente opera di Angelo Strano che recupera palla e poi si invola nella metà campo dell'Igea servendo un pallone al bacio al neoentrato Mattia Leotta che scarta anche Lo Monaco e mette in fondo alla rete il gol del 3-0. Super giocata di Angelo Strano e poi bravo Mattia Leotta a evitare l'uscita del portiere Lo Monaco e depositare in fondo alla rete il pallone che vale il tris. Dunque per Leotta è la seconda rete in campionato. Il Giarre non si ferma più, c'è l'occasione che capita anche a Strano al 73esimo, il suo sinistro finisce alto sulla traversa ma all'81esimo la compagine guidata da Gaspare Cacciola cala anche il poker grazie al solito Mattia Leotta che deve solo spingere in rete l'ottimo assist del neoentrato Cacciola e col mancino mettere in fondo alla rete il pallone che vale il 4-0, la sua doppietta personale e il suo terzo centro in campionato. Non succede più nulla, vince dunque il Giarre che grazie a questa vittoria, la quinta in campionato, si issa solitario in testa alla classifica del girone B di eccellenza con 15 punti. Scivola invece all'8° posto l'Igea che rimane ferma a 9 e conosce la sua seconda sconfitta consecutiva del campionato. È però un pomeriggio amaro per tutti perché adesso ci sarà lo stop dei campionati dilettantistici per effetto del nuovo DPCM emanato dal governo, uno stop che dovrebbe durare almeno per un mese, quindi fino al 24 di novembre. Sono adesso 2 punti di distacco del Giarre nei confronti dell'ACI Sant'Antonio, vedremo cosa succederà al ritorno in campo tra 4 settimane. Parliamo adesso della vittoria fuori casa dell'Acquedolci che si impone 1-0 nei confronti del Palazzolo. A fine partita abbiamo sentito l'allenatore dell'Acquedolci, mister Giuseppe Perdicucci. Intanto siamo una neopromossa, la società è nata nel 2013 e ha vinto tutti i campionati dalla terza categoria fino ad arrivare in eccellenza. L'anno scorso siamo stati ripescati come la migliore seconda di tutta la Sicilia perché avevamo un margine incredibile rispetto alle altre squadre. Quest'anno stiamo facendo bene, come ha ben detto lei, stiamo cercando di mettere fieno in cascina perché l'obiettivo primario è quello di arrivare a 36 punti, perché prima ci dobbiamo salvare e poi cercheremo piano piano di radicarci in questa categoria come giocatore, come società, per cercare di mettere le basi anche per il futuro. Colpaccio del Real Siracusa Belvedere che vince contro la Ionica in casa della squadra messinese per 1-0 e respira un po' in classifica. Bentrovati allo stadio Valerio Bacigalupo in Taormina, sesta giornata del campionato di promozione. La Ionica ospita Real Siracusa Belvedere, formazione allenata da mister Filoramo, reduce dalla vittoria in casa dell'Atletico Catania per 1-0. Vittoria nello scorso turno anche per il Real Siracusa Belvedere contro il Mascalucia San Pio X. Miraglia in attacco, arbitra la partita il signor Alberto Natale Amore di Ragusa, assistenti Saracino di Ragusa e Blanco 10 Reale. 10 minuti per avere la prima occasione, calcio di punizione Tida Bares che cerca Esposito, non arriva però il giovane attaccante con la numero 9 sul secondo palo. Risposta da parte del Real Siracusa Belvedere con lancio di Martinez per Miraglia, mette il pallone in diagonale, Romano in presa bassa fa sua la sfera. Al 18esimo pallone recuperato dagli ospiti a centrocampo, viene lanciato Busà che può calciare dalla distanza, sfera che termina però sul fondo. Al 20esimo Busà, stavolta in versione assistman, riceve il pallone
prova questo lancio all'indirizzo di Miraglia che viene tallonato da Rasimienko. Miraglia però è più veloce, riesce a concludere, sfera che però finisce fuori al minuto 28. Ancora Real Siracusa Belvedere, dalla sinistra arriva un cross da calcio d'angolo, colpo di testa di Spinelli tra le braccia di Romano al 30esimo, però attenzione all'azione manovrata da parte degli ospiti, il pallone finisce a Iagono, può cercare anche lui la gloria personale in due tempi Romano. C'è un cambio per mister Filoramo, entra Interdonato, esce Smiroldo, finisce anche il primo tempo con questa occasione da calcio di punizione per il Real Siracusa Belvedere. 0-0 fino a questo momento al Valerio Bacigalupo in Taormina, partita equilibrata ma meglio gli ospiti, sicuramente ai punti. Tutto pronto per il secondo tempo al Valerio Bacigalupo, secondo cambio per mister Filoramo, dentro Saglimbeni per De Clo al minuto 66, però chi attacca ancora il Real Siracusa Belvedere, calcio di punizione di Martinez. Romano dice di no e allontana il pericolo in calcio d'angolo, 69esimo, ancora Real Siracusa che vuole a tutti i costi il gol del vantaggio. Miraglia riceve il pallone dalla destra, si mette in solitaria, cerca questa conclusione che viene deviata in calcio d'angolo, brivido in questo caso per la Ionica dal corner che ne segue. La sfera viene messa dentro sotto porta, clamoroso l'errore del calciatore del Real Siracusa che non riesce a trovare il gol a Romano, praticamente battuto. Esce Tabares dentro la Forgia al 72esimo, 75esimo invece si fa veramente vedere la Ionica con Esposito, azione in solitaria, parte dalla sua difesa, prova a scartare un paio di avversari, mette il pallone in verticale per Saglimbeni che cerca la conclusione in area di rigore, trova solamente l'esterno della rete. Al 79esimo ancora Esposito si lancia sulla fascia, riesce a prendere il fondo il numero 9, mette il cross dentro all'indirizzo di La Forgia che stoppa, conclude così, sfiora il gol del vantaggio all'84esimo, doppio giallo per San Filippo che lascia in 10 uomini la Ionica. All'85esimo invece lancio lungo per Miraglia, il calciatore può stoppare con la testa e concludere in diagonale battendo Romano. Doccia fredda dunque per la Ionica che si vede sotto di un gol e di un uomo a 5 minuti dalla fine della seconda frazione, ma non si arrende la formazione di mister Filoramo che avrà una rimessa laterale con il pallone che finisce in area di rigore. Attenzione a Savoca sul secondo palo, mette alto e terminano anche le speranze della Ionica di raggiungere il pareggio in questa partita. Finirà così, triplice fischio al Valerio Bacigalupo di Taormina. La Ionica si arrende al Real Siracusa Belvedere con risultato di 0-1, decide la rete all'85esimo segnata da Miraglia. Un cordiale saluto allora. Si fermano i campionati, soltanto tra 4 settimane riusciremo a capire al ritorno in campo delle squadre quali saranno le condizioni atletiche, soprattutto di tutti i team che cercheranno di vincere questo girone B del campionato di eccellenza. Adesso ci fermiamo, c'è una pausa pubblicitaria, ritorneremo tra poco e parleremo subito dei 4 gironi del campionato di promozione. Pasticcerie Nisi, fa l'arancino dove Rocatanisi, la 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 la. Comandano la Devi e l'anziani, pistacchio coragù e muligiani, cannoli carico, tanzighi danza. Vanno a rigare la dovanza. Nisi, Nisi, pasticcerie Nisi, convince a tutti, magari all'indecisi. La 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 la. Tavola calda e pasticceria ti fanno stare sempre in allegria. La fai ogni mattina, un bello panzerotto e una treccina. Nisi, Nisi, pasticceria Nisi, che soprattutto ti fa passare la crisi. La 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 la.
Rientrati in studio sportivi siciliani, ma soprattutto affezionati di penalty. Seconda parte che inauguriamo subito con i 4 gironi del campionato di promozione. Iniziamo subito con il girone A. Vince uno scontro diretto importantissimo il Resuttana San Lorenzo, vittorioso a Caltanissetta, ma guardiamo i risultati. Resuttana San Lorenzo batte Città di Caltanissetta 2-1, Fulgatore batte Sporting Termini 2-1, Super Giovane Castelbuono batte Camarat 1-0, Lascari Città di Carini 3-3, rinviata la partita a Partinica Audace Master Pro, Mazzarese .2 batte Casteldaccia 1-0. Ed infine vittoria della Città di San Vito Lo Capo 2-0 contro il Villabate, ha riposato il Raffadali. In classifica in testa la Mazzarese .2, al primo posto con 15 punti, a seguire Resuttana San Lorenzo e Camarat 11, Città di Caltanissetta, Città di San Vito Lo Capo 10, Casteldaccia 9, Città di Carini, Lascari e Fulgatore 8, Partinica Audace, Super Giovane Castelbuono 4, Villabate, Sporting Termini, Master Pro Calcio 2, chiude il Raffadali con 0 punti. Ed iniziamo proprio dal big match che si è disputato nel campo di Caltanissetta. Palloni in mezzo, prova a saltare il Rosone, poi da solo all'interno dell'area piccola Peppe Duro, era in posizione regolare. Clemente prova a far correre Duro, in posizione regolare, entra in aria Peppe Duro, la chiusura di Sané che poi allontana una palla che diventa buona per Clemente, va direttamente verso la porta Giampiero Clemente, Giovenco la fa passare, Costa supera bene l'avversario, trova Clemente, l'apertura dove c'è Rosone, la super parata di Chimenti e poi la palla allontanata, che parata del numero 1 del Città di Caltanissetta, la grande azione del Resuttana San Lorenzo. Bella apertura del numero 6 del Resuttana, trovare Dario Costa che controlla bene, fa correre Giovenco, Gabriele Giovenco entra in aria, occhio a Giovenco, prova ad allungare il passo, Dario Costa vince un rimpallo ancora, entra in aria e calcio di rigore. Resuttana che ha l'opportunità per sbloccarla, parte Clemente e 1-0 dal dischetto, Giampiero Clemente la sblocca, Costa recupera palla, va a riprendersi quello che si è meritato con questo gesto di fair play, poi dentro Clemente, Giampiero Clemente, il raddoppio del capitano, ancora sull'assist di Dario Costa, trova bene Cambiano, lascia sfilare dove c'è San Martino, trova un gran gol San Martino, tiro a giro che beffa Totò Campanella. Si batterà questo calcio di punizione con Di Marco che mette in mezzo, ci prova Loggia, ma la palla finisce fuori e il Resuttana San Lorenzo torna alla vittoria, porta a casa i 3 punti in una trasferta complicata, in una trasferta difficile. Travolgente Resuttana San Lorenzo, guidata dal suo faraonico capitano Clemente. A fine partita abbiamo sentito, grazie alle interviste realizzate da Calcedonio Iacuzzo, il presidente della Città di Caltanissetta, ovvero l'avvocato Sergio Iacona, ma abbiamo sentito anche il sindaco di Caltanissetta, ovvero Roberto Gambino. Ma a questi livelli si gioca anche per il puro divertimento, per la passione, quindi il risultato è sempre importante, però non è assolutamente l'obiettivo prioritario. Dispiace che l'attività si fermi perché insomma, è una cosa che non riusciamo neanche a capire tanto bene quale sia la differenza tra il calcio professionistico e questo in termini di pericolosità per i contagi. Però non possiamo che accettare e per quanto riguarda la sconfitta devo dare merito alla squadra avversaria, pienamente meritato, ha mostrato di essere molto ben attrezzata, ha giocato anche bene al calcio. A questo punto aspettiamo un nuovo DPCM? Ma non possiamo fare altro, però è chiaro che questo calcio vive anche di questi pochi spettatori che vengono, perché anche questi piccoli esigui incassi aiutano a portare avanti. Noi siamo un gruppo di volontari, non c'è tra di noi nessun mecenate, nessuno che ha grandi disponibilità finanziarie, quindi certamente queste interruzioni rischiano insomma, di
completamente, come dire, azzerare questi campionati e queste società. Ma la partita la vedo equilibrata, giocata abbastanza bene da tutte e due le parti. Si sta giocando un buon calcio dilettantistico, ed è quello che poi ci diverte anche vedere, piuttosto che i professionisti. Questi sono ragazzi che si allenano tutta la settimana e poi giocano benissimo la domenica. Inevitabile non chiederle sul nuovo DPCM ministeriale. Questa è l'ultima partita perché dal DPCM si evince che questo calcio non potrà essere giocato perlomeno fino al giorno 24, per cui noi ci auguriamo che la situazione migliori, però questi sono già i primi provvedimenti che vengono fatti dal governo per limitare la possibilità di contagio e dobbiamo essere rispettosi. C'è una cosa però che voglio dire: io non capisco perché il calcio professionistico, con tutti i contagi e positivi che ci sono all'interno delle squadre, non viene colpito. Probabilmente ci sono degli interessi finanziari, economici dietro, mentre il dilettantismo viene lasciato a casa. Questa è una cosa su cui riflettere sicuramente. Un secondo posto in classifica che la Resuttana San Lorenzo divide in coppia con il Camarat, mentre al primo posto si conferma la Mazzarese Punto 2, che vince solo 1-0 contro il Casteldaccia. Sentiamo le parole del suo mister. Ci mancava il Rustico, per Adolfo, Quinci, Drago, Calamia, Impeduglio, avevamo delle assenze veramente pesanti e devo fare veramente i complimenti a questo splendido gruppo che ha giocato e i tanti giovani. Abbiamo finito la partita con tre under, Cristalde 2003, Novara 2002, Bertoglio 2003, veramente sono stati eccezionali, una vittoria voluta, e devo fare veramente i complimenti a questo splendido gruppo perché veramente hanno battuto una grande squadra oggi. Mister Pizzitolla sicuramente ha dalla sua la determinazione di un gruppo che vuole fortemente il campionato di eccellenza. Vedremo cosa succederà al ritorno in campo. Adesso voltiamo pagina e parliamo del girone B. Un girone B dove troviamo la conferma della Rocca Acquedolcese. Guardiamo i risultati. Rinviata la partita a Due Torri Sant'Angiolese. Castelluccese batte Gangi 2-0, Gescal batte Stefanese 3-0, Milazzo Nuova Rinascita 1-1, Torrenovese Gioiese 1-1, Rocca Acquedolcese batte Nuova Azzurra 3-0, Profalcone batte Sinagra 1-0, ha riposato il Messana. In testa conferma per la Rocca Acquedolcese, in coppia con il Profalcone, 13 punti. Gangi 12, Gescal 11, Castelluccese 10, Nuova Azzurra 9, Milazzo e Gioiosa 8, Sinagra e Messana 7, Sant'Angiolese 6, Stefanese 4, Nuova Rinascita 2, Due Torri e Torrenovese ultimi con un punto. Ed iniziamo proprio dalla vittoria assonante 3-0 della Rocca Acquedolcese nei confronti della Nuova Azzurra. Queste sono le immagini di una vittoria indimenticabile soprattutto per il bomber calabrese, autore delle 3 reti che hanno permesso alla Rocca Acquedolcese di liquidare la pratica Nuova Azzurra e di rimanere in vetta in questo girone B del campionato di promozione. Un campionato di promozione che ha visto di scena ancora una volta il Milazzo perdere punti in classifica perché non va oltre il pareggio 1-1 contro la Nuova Rinascita. Al Marco Salmeri è 1-1 tra Milazzo e Nuova Rinascita Patti. Le due compagini si dividono la posta in palio dopo una partita tutto sommato equilibrata. Ma andiamo al commento. La prima occasione capita al 20° sul destro di Sorrenti che spara alto, nessun problema, qui per Scibilia. Ma tutto cambia al 27° quando Cariolo si fa beffe della difesa avversaria con un colpo di tacco, si presenta davanti a Giuttari, apre il piattone e fa 1-0 Silvano Cariolo. Dopo l'assenza per squalifica, timbra il cartellino al 27°, rivediamo dal replay. Colpo di tacco splendido con cui si libera dei difensori, apre il piattone.
1-0 Silvano Cariolo, reazione timida della Nuova Rinascita, unico tiro da segnalare, quello al 39esimo di Geité, si va dunque a riposo sull'1-0. Ma se il primo tempo è stato privo di emozioni, non si può dire la stessa cosa della seconda frazione di gioco. Dopo una conclusione debole di De Marco, tutto cambia al 70esimo minuto, quando Scibilia frana su Olivo. Nessun dubbio per il signor Pecore, calcio di rigore, ammonito l'estremo difensore di casa. Dunque rivediamo dal replay, si allunga il pallone Olivo in ritardo, Scibilia, nessun dubbio, calcio di rigore, Spanò sul dischetto, apre il piatto, ma c'è la parata di Scibilia che si fa perdonare e si conferma para rigori. Episodio chiave, al 71esimo, l'espulsione di Capitan Matinella, intervento su Accetta, doppio giallo, Milazzo in 10. Vuole sfruttare la superiorità numerica la Nuova Rinascita e ci riesce solo al 77esimo, quando Scodella Bongiovanni colpisce di testa Spanò e fa 1-1, uscita incerta di Scibilia, si fa perdonare per l'errore dal dischetto Spanò. Rivediamo dal replay il tap-in del numero 19 della Nuova Rinascita che insacca alle spalle di Scibilia, va vicino al 2-1, qui Geité col destro, solo l'incrocio dice no alla Nuova Rinascita, che cerca invano di sfruttare la superiorità numerica, anzi addirittura l'ultima occasione capita al 91esimo sul destro di Codanna che regala il pallone a Giuttari. Nulla di fatto, termina qui l'incontro 1-1, dividono dunque la posta in palio le due compagini, Milazzo ad 8 punti, Nuova Rinascita ferma a 2 punti. È una classifica che attualmente un po' sorprende, non tanto per il primo posto della Rocca Acquedolcese, sicuramente candidata alla vittoria finale, ma certamente per la sorpresa Pro Falcone e anche la delusione Milazzo. Parliamo adesso del girone C. Risultato a sorpresa a San Gregorio, dove il Città di Taormina non va oltre il pareggio contro la squadra di Cocivera. Guardiamo i risultati. Atletico Messina Scordia 2-0, rinviata la partita Atletico 1994 Ciclope Bronte, vittoria del Belpasso 2-1 contro il Città di Calatabiano, pareggio tra San Gregorio e Città di Taormina 3-3, rinviata la partita FC Motta Realaci. Vittoria del Mister Bianco 1-0 contro la Leonfortese ed infine pareggio tra Sporting Viagrande e Valdinisi. Ha riposato il Città di Mister Bianco. In classifica, seppur con questo pareggio 3-3 contro il San Gregorio, abbiamo il Città di Messina a pari punti con l'Atletico 1994, al primo posto con 13 punti. Belpasso FC, Atletico Messina e Mister Bianco 10, FC Motta Leonfortese 9, San Gregorio 7. Sporting Viagrande 6, Scordia 5, Ciclope Bronte e Valdinisi 4, Città di Mister Bianco e Città di Calatabiano 3, Catane Soccer 1 punto. Guardiamo adesso il pirotecnico 3-3 tra San Gregorio e Città di Taormina. Il Città di Taormina torna a giocare dopo aver osservato il turno di riposo e lo fa affrontando la trasferta sul campo del San Gregorio. Il San Gregorio parte bene, dopo appena 90 secondi corner di Sannè, torre di Strano e zampata di Benivegna fermata solo dal palo. Città di Taormina che fatica a creare gioco, sul cross di Famà al settimo Sottile arriva in ritardo e Cavallaro appoggia di petto a Nicotra. Nel San Gregorio è buona la prova del numero 4 Sannè, il cui traversone a cercare Intravaglia è preda dell'omonimo cugino Lamin Sannè. Al decimo, proprio Intravaglia crossa da destra, palla apparentemente innocua ma Amante anticipa l'uscita di Sannè che aveva chiamato la palla e il San Gregorio passa in vantaggio. Città di Taormina per la prima volta in svantaggio in stagione e San Gregorio che al quarto d'ora parte in contropiede con Garufi che resiste alla pressione di Caltabiano e in aria calcia col sinistro. Sannè alza in corner con un bell'intervento. Città di Taormina poco pericoloso che si fa vedere solo con un innocuo mancino di Trovato. Punizione di Sannè al 20esimo, Benivegna stacca al centro dell'area e insacca il 2-0. Brutto approccio del Città di Taormina, punito dai primi 2 episodi della gara. Con i calci da fermo di Quintoni in un terreno di gioco abbondantemente bagnato prima del fischio d'inizio, il Città di Taormina prova a farsi sotto, la difesa libera come può, poi Famà stacca di testa ma senza impensierire Nicotra.
Calcio d'angolo al 25esimo, Codagnone stacca sul primo palo e colpisce la traversa, ma è premiato dal rimpallo sulla sua stessa schiena. Primo gol con la maglia bianca-azzurra per Codagnone al rientro, dopo lo spezzone di gara giocata all'esordio a Scordia. La rete cambia la partita del Città di Taormina. Codagnone tocca dentro per Trovato, esterno verso Famà, il cui potente tiro cross si perde sul fondo. Solita punizione di Quintoni al 33esimo. Codagnone spizza sul primo palo e la sfera sbatte sul braccio largo di Strano. L'arbitro lascia correre, ma restano forti dubbi sulla decisione del signor Naselli. Ancora Codagnone chiude lo scambio con Famà. Si salva il San Gregorio. Sugli sviluppi della rimessa laterale, Bennivegna mette fuori di testa dove c'è Ginagò, finta a eludere l'intervento di Intravaia, ma sinistro centrale, preda di Nicotra. Ancora Ginagò al 40esimo in un'azione fotocopia, ma stavolta dal limite svirgola la conclusione col mancino. Imprecisa, come l'ultima punizione di Sannè, che chiude il tempo. Si riparte con Aleo per Codagnone e il Città di Taormina approccia benissimo alla ripresa. Famà si accentra e calcia col destro, Nicotra blocca in 2 tempi. Schema da calcio d'angolo, Quintoni scambia con Sottile e crossa sul secondo palo, Aleo calcia al volo ma l'arbitro segnala un fallo su Strano. Sono passati meno di 3 minuti, un rimpallo favorisce Aleo, tocco immediato per Famà che vola verso l'area e calcia con forza, Nicotra devia in corner col corpo. 50esimo Quintoni pesca Famà defilato a destra, cross in mezzo per Aleo che di testa non sbaglia, 4º gol in campionato per lui e primo assist stagionale per Famà. Sventagliata di Trovato, Aleo controlla e si libera di Strano con un sombrero, ma poi calcia alto sulla pressione di Bennivegna. Aleo è nel pieno del gioco, si libera di Bennivegna e Cavallaro, ma da posizione defilata mette al lato. Al 59esimo c'è spazio per il debutto stagionale di Alessio Emanuele, fuori Trovato. Passano appena 4 minuti, disimpegno errato di Cavallaro, Sottile pesca subito Aleo, tocco dentro smorzato da Di Martino su cui si inserisce Emanuele che non sbaglia col piattone. Ribaltamento completato e prima parte di ripresa strepitosa del Città di Taormina. Ultimo cambio taorminese con Puglia per Sottile. Poi Sannè spara alto dal limite e il Città di Taormina ha il torto di non chiudere la partita, come con Famà all'86esimo che calcia sull'esterno della rete dopo una fuga solitaria a destra. A pochi istanti dal 90esimo, Garufi entra in aria e cade a terra nel presunto contatto con Patanè. L'arbitro assegna il rigore, ma anche le nostre immagini chiariscono come Patanè tolga la gamba prima dell'impatto con l'avversario. Dal dischetto Sannè non sbaglia e sigla il 3-3 che chiude l'incontro. Partita a 2 facce del Città di Taormina, è entrato in gara dopo il 2-0 locale e punito nel finale anche dei propri errori. Con questo pareggio la squadra di Luvito riconquista la vetta della classifica, seppur in coabitazione con l'Atletico 1994 che deve ancora recuperare una partita. Proseguiamo, parliamo adesso del Mister Bianco che in maniera molto silenziosa continua a fare punti in classifica. Vince 1-0 lo scontro molto impegnativo contro la Leonfortese. Sentiamo le parole di Mister Currò. Possiamo dire inizialmente che è stato un match nervoso. No, ma per quanto riguarda il secondo tempo sì, perché giocavamo contro una squadra che comunque un'ottima squadra io direi, sotto l'aspetto atletico, tecnico e quindi magari noi creando tutte quelle mole di occasioni del primo tempo, non sbloccando la partita, ma magari un po' ci siamo innervositi, però diciamo che più che nervoso ho tirato agonisticamente. E poi è contento di questa vittoria per 1-0 arrivata alla fine? Sì, certo, ci mancherebbe, anzi forse le vittorie vinte alla fine sono le più belle, le più sofferte e comunque le più belle, ma noi ripeto abbiamo avuto almeno 4 occasioni nel primo tempo per poter sbloccare la partita. E poi a livello tattico mister inizialmente ha schierato 3 centrali e 2 esterni che sembrava più un 5-3-2. Quando ci difendevamo sì, quando andavamo eravamo un 3-5-2, un 3-4-3. Con Guerra aggiunto diventavamo 3-4-3. Quando ci difendevamo, perché hanno lavorato bene le catene degli esterni, ci difendevamo in 5 come è giusto che sia, giocando così. Comunque è stata un'altra partita dove abbiamo visto una difesa compatta che ha lasciato poco agli avversari, però avete dato forse qualcosa al centrocampo, vi mancava qualcosa?
Ma noi a centrocampo abbiamo gente che comunque ancora non è in condizione ottimale, gente accercata, oggi mancava anche Timpano, quindi magari tu a centrocampo quando decidi di cambiare soluzione, in questo momento siamo contati, proprio è l'unico settore, è l'unico reparto dove siamo contati in questo momento, è chiaro che poi soffre, ripeto, comunque poi tu ci stai che soffri contro la Leon Fortese che è un'ottima squadra. Belpasso FC, Atletico Messina, Mister Bianco, Città di Taormina, Atletico 1994, 5 squadre racchiuse nello spazio di 3 punti nella zona alta di questo girone C del campionato di promozione, ma attenzione perché ancora potrebbe esserci una sesta squadra, ovvero l'FC Motta che deve recuperare più di una partita. Con questo tabellino abbiamo chiuso il girone C e adesso affrontiamo subito il girone D, l'ultimo per quanto riguarda il campionato di promozione. Inaspettata sconfitta del Megara Augusta con il Mazzarrone che balza in vetta. Guardiamo il tabellino dei risultati. Rinviata la partita Vittoria 2020 Gela FC. Mazzarone batte Scicli 3-0. Sporting Eubea batte Avola 1-0. Frigentini batte Armerina 1-0. Città di Comiso batte Megara 1-0. Modica batte Città di Canicattini 3-1. RG Siracusa batte Don Bosco 2000 2-1. Ha riposato il Priolo Gargallo. Eccola qua la classifica dove troviamo in vetta per la prima volta in maniera solitaria il Mazzarone, 11 punti. A seguire Città di Comiso, Megara, Priolo Gargallo 10 punti, Sporting Eubea, Avola, RG Siracusa, Modica 9 punti, Don Bosco 2000, Frigentini, Gela FC 7, Vittoria 2024, Città di Canicattini, Scicli e Armerina ultimi con 3 punti. Era lo scontro più atteso nel girone D, vittoria fuori casa importantissima della Città di Comiso, 1-0 contro il Megara Augusta. Bentrovati con la sesta giornata del campionato di promozione siciliana. Bene, i padroni di casa nel primo tempo ci provano subito con il tentativo da parte di Sollano che però calcia in bocca all'estremo difensore Salerno al 21esimo, ancora una volta i neroverdi con Manservigi, fa tutto da solo, decide di provare la conclusione, invece di crossare mette alto sopra la traversa, 34esimo, prima il tentativo di Busso, poi quello di Sollano che però calcia alto dal limite dell'area al 40esimo, un traversone dalla sinistra trova sul secondo palo il colpo di testa di Laferla, poi da ottima posizione Buffo manda alto, si divora l'occasione del vantaggio il Megara quando scorre anche il primo tempo al Megarello 0-0, ma avrebbe meritato di più sicuramente il Megara. Partiamo con il film della ripresa, discesa mancina importante da parte della Città di Comiso, la sterzata, il cross, c'è D'Agosta che si può coordinare per la conclusione, trova una clamorosa traversa il Pocio ex Marina di Ragusa, trema il legno difeso dall'estremo difensore Colonna, azione di calcio d'angolo per il Città di Comiso, traversone in mezzo, rimando, riesce a metterci la zampata giusta e porta in vantaggio gli ospiti poco prima dell'ora di gioco. Il numero 9 anticipa tutti in area di rigore, lo guardano perplessi e attoniti difensori avversari, risponde all'altra parte il Megara che sfiora il gol su azione di calcio d'angolo. Prova dall'altra parte invece il Città di Comiso a dare l'infa al proprio vantaggio, gran salvataggio di Orefice sulla linea, il difensore evita il raddoppio degli ospiti, poi clamoroso il tentativo di Carpinteri al 73esimo, calcio d'angolo per il Megara, una deviazione, una seconda, ancora una volta di Carpinteri, sfiora solamente il palo, una delle migliori chance per il Megara che attacca con Carbonaro, tentativo del capitano dal limite che termina centrale, triplice fischio al Megarello, seconda sconfitta consecutiva per il Megara, ancora una volta per 1-0. Dopo quella subita contro l'Armerina arriva quella sicuramente non meritata contro il Città di Comiso, Megara che avrebbe quantomeno ai punti meritato il pari contro gli avversari, ma alla fine al Megarello decide il gol di Ivan Rimando al 57esimo. Amici della Wisport, è tutto per la sesta giornata del campionato di promozione, un cordiale saluto e alla prossima. Punti importantissimi per il Città di Comiso, 3 punti che permettono alla squadra ragusana di raggiungere lo stesso Megara al secondo posto e guarda in prospettiva la vetta che attualmente è guidata dal Mazzarrone.
Proseguiamo perché adesso sentiamo le parole di Luca Felicetti, allenatore dell'RG Siracusa, che batte 2-1 in casa la Don Bosco 2000. Soddisfatto perché alla fine abbiamo portato 3 punti in classifica, che era la cosa fondamentale oggi. Venivamo da una partita ottima a Gela, dove siamo ritornati senza un punto, quindi per noi oggi era fondamentale per l'umore, per le motivazioni, per la classifica pure, per lavorare bene, serenamente. Erano importanti 3 punti in qualsiasi modo. C'è stata quella paura di quando dici proprio paura di vincere, siamo abbassati senza motivo, con l'uomo in più, non abbiamo più giocato quando c'era da giocare, quindi ci può stare, la squadra è giovane. Un caloroso abbraccio a Luca Felicetti, nome storico del calcio dilettantistico siciliano e non solo, da quest'anno in panchina nell'RG Siracusa. Un RG Siracusa che, vincendo in casa, a questo punto assapora sicuramente una posizione interessante in classifica. Abbiamo chiuso con i tabellini del campionato di promozione, adesso ci fermiamo, c'è la pubblicità, tra poco rientreremo in studio e concluderemo questa puntata con i 7 gironi del campionato di prima categoria. Quanti di voi sono cresciuti così? Ore 14. Ci si trovava al solito posto, senza messaggi, ma con la fiducia. La fiducia del stessa ora, stesso posto. Si arrivava in bici, in gruppo o da soli. Facciamo le squadre? I 2 capitani chi sono? La scelta era sempre mirata. I più bravi per primi e anche gli amici più stretti. Il più cicciottello andava in porta. Non c'erano limiti di tempo. Le partite erano davvero infinite. E quando si era in pochi, tedesco o mondialito. E se poi il tempo stringeva, si arriva al 10. L'oratorio, la piazzetta, un parcheggio. Ogni posto era buono per giocare. Tra ginocchia sbucciate e preti disperati. Tra nonnine bucapalloni e mamme infuriate. Ma alla fine si tornava a casa felici. E ricordo che capitava sempre. Quando ci si metteva a letto, non si vedeva l'ora di tornar su e correre a giocare. Era bello. Anzi, scusate, bellissimo. Rientrati in studio per la seconda parte conclusiva della nostra trasmissione dedicata interamente al campionato di prima categoria che, come tutti ben sanno, si fermerà, così come del resto tutti gli altri campionati, per poi ritornare in campo tutti insieme, forse se nulla succede, tra 4 settimane. Partiamo subito con il campionato di prima categoria, lo facciamo con il girone A. Questi risultati: Balestrate batte Alba Alcamo 3-2, Città di Cinisi batte Castellammare 3-0. Rinviata la partita Erice Borgocià San Giorgio Piana, Iccarense Altofonte e Palermo Calcio Popolare Custonaci. L'altro risultato riguarda la Giardinellese che pareggia 1-1 con il Valderice. Ha riposato il Petrosino. In classifica si conferma il Balestrate, attualmente in testa con 10 punti, a seguire il Città di Cinisi con 7, Palermo Calcio Popolare, Erice Borgocià, Altofonte e San Giorgio Piana con 6 punti. Nel girone B, quarta consecutiva vittoria dell'Aspra, che questa volta subissa di gol il Real Casale per 10-1. Calcarelli batte Real Trabia 2-1, Bagheria batte Città di Petralia Soprana 3-1, Real Suttano Geraci 0-0, Valle d'Olmo batte Città di Casteldaccia 1-0. Hanno riposato Città di Castellana e Città di Petralia Sottana. In classifica, come avevo già anticipato, l'Aspra in testa con 12 punti, a seguire il Bagheria con 9, Real Suttano 7,
Calcarelli, Città di Petralia Sottana e Geraci con 4 punti. Come avete notato, in questa giornata sono 2 le squadre che hanno riposato, in quanto il San Mauro Castelverde ha annunciato il suo ritiro ufficiale per questa stagione. A tal proposito, guardiamo questo servizio. Certamente sarà una decisione che farà molto discutere e che arriva da una piccola realtà di periferia appena promossa nel campionato di prima categoria. Il polverone che si alzerà per questa decisione, assunta dopo un'attenta analisi da parte della società del San Mauro Castelverde, non è poi campato in aria, anzi si tratta di una scelta responsabile in quanto si sono resi conto delle difficoltà che persistono nell'attuare il protocollo FIGC. Il neopromosso San Mauro Castelverde, dopo aver esordito disputando il primo turno del campionato di prima categoria, ha deciso di non continuare a prendere parte al torneo in corso per svariati motivi organizzativi che una piccola realtà come quella maurina non è in grado di sostenere. Ti voglio rassicurare quanti pensano che noi ci siamo ritirati per un fattore economico, quando non è affatto così, anche perché abbiamo un'amministrazione comunale che con i suoi contributi e quant'altro ci è sempre stata vicina. La nostra decisione è stata presa innanzitutto per questa pandemia che ad oggi è in netto rialzo, quindi non siamo in condizione di poter gestire tale situazione. Noi siamo un paese di circa 1500 persone che oggi fortunatamente non abbiamo casi e non vogliamo diventare noi gli untori di questa pandemia. A fare scaturire questa decisione alla società neroverde i casi di positività al Covid-19 riscontrati negli ultimi giorni all'interno delle comunità limitrofe, ma la rigidità di questo protocollo non è una problematica di poco conto, in quanto in un periodo già di per sé precario lavorativamente parlando, certamente non mette nelle condizioni ideali queste piccole società sportive che, oltre ad investire soldi e tempo, si trovano a fronteggiare con le responsabilità legate al protocollo. Quali sono state le reazioni negli ambienti sportivi di San Mauro Castelverde? Niente, all'inizio giustamente venivamo criticati perché ci siamo iscritti, poi ci siamo ritirati e quant'altro, però spiegando le giuste motivazioni, diciamo che secondo me, a mio avviso e al avviso di tutta la nostra società, è stata una bella espressione, una bella lettera aperta per tutti. Questa decisione potrebbe essere una apripista per altre realtà che magari, pur stentando, proseguono il loro percorso che appare molto offuscato, anche perché non si può far finta di niente sulle grosse difficoltà esistenti. In questo particolare momento la società del San Mauro Castelverde ha deciso di essere coerente operando questa drastica decisione, anche perché in questo particolare momento vuole solo chi osa farlo, nel bene ma anche nel male. Ma io spero vivamente che saremo di esempio per tutta la società, quantomeno limitrofe e dilettantistiche, anche perché non si può chiudere solamente lo sport amatoriale e tenere il calcio dilettantistico, perché non siamo tutelati da nessuno, non siamo in condizione di poter gestire questa pandemia. Diventa veramente faticoso e controproducente investire migliaia di euro per una stagione incerta come questa, dove la gente va a lavorare il lunedì mattina e persone precarie, autonome, partite IVA ed artigiani non possono permettersi di rischiare una quarantena ogni volta che scendono in campo. Ci dispiace tanto per la rinuncia del San Mauro Castelverde, perché credo che comunque quando si raggiungono certi risultati è giusto portarli avanti, ma evidentemente non c'erano più i presupposti. Parliamo adesso del girone C. Le partite Città di Galatis Farandina, Città di Mistretta Longi, Nasitana Futura sono state rinviate. Le partite giocate sono Pro Orlandina Aluntina, conclusasi con il punteggio di 1-1. Rosmarino batte Stefano Catania 1-0. Furnari batte Tortorici 3-1, San Fratello batte Umbertina 4-0. In classifica abbiamo la conferma per Furnari, Portorosa e San Fratello in testa con 10 punti, a seguire Città di Mistretta 6, Rosmarino e Pro Orlandina con 5 punti. Sono 2 le partite che non si sono disputate nel girone D, Promende Melas e Riviera Nord Folgore Milazzo. I risultati delle partite giocate invece sono queste: Aquila batte Juvelinia 1958 3-2, PGS Luce Monforte San Giorgio 0-0, Rodi Milici batte Lipari 3-1, Orsa Promosport batte Valle del Mela 2-1, ha riposato la Saponarese.
Ironia della sorte ha voluto che la Juvelinia 1958 giocasse soltanto questa domenica la sua unica partita. Era ferma da 4 settimane, adesso ritornerà a fermarsi, ma nel frattempo ha assaporato questa sconfitta contro l'Aquila per 3-2. Nella quarta giornata del girone D di prima categoria, l'Aquila Bafia torna a giocare al Pietropallio dopo la sconfitta di sabato scorso a Saponara e lo fa per affrontare la Juvenilia, formazione messinese, con la gara che si accende dopo 60 secondi quando Calderone dalla sinistra trova in aria a rotelle, il suo colpo di testa finisce di poco a lato. Al 16esimo i biancorossi reclamano un calcio di rigore per un presunto fallo di Ragusa su Calderone. Il signor Florena di Messina lascia giocare. Il fischietto messinese però concede il calcio di rigore ai padroni di casa al 20esimo quando Rotella lancia in aria Castagnolo che viene messo giù da De Salvo. Il direttore di gara concede la massima punizione espellendo anche il numero 5 della Juvenile. Dagli 11 metri Lio Rotella di potenza batte il portiere Paolic spianando ai suoi la strada verso la vittoria. Secondo gol consecutivo in campionato per Lio Rotella. Il gol galvanizza la formazione di Giuseppe La Rocca che potrebbe raddoppiare pochi minuti dopo. Cambria però non aggancia l'assist di Durante. Al 32esimo si fa viva la Juvenilia dalle parti di Paratore con Siano che carica il destro, il portiere in tuffo riesce a bloccare. Poi l'Aquila torna a spingere. Al 35esimo c'è la conclusione da fuori area da parte di Buglisi col destro che trova però la parata a terra del portiere Paolic. Insiste ancora la formazione biancorossa. 2 minuti più tardi Castagnolo potrebbe andare in gol ma il portiere Paolic riesce a mandare invece in angolo. Raddoppio rimandato solo al 44esimo quando il direttore di gara concede all'Aquila il secondo penalty di giornata per il fallo di Paolic su Castagnolo. Dagli 11 metri Pugliafito col destro spiazza il portiere della Juvenilia facendo così Aquila 2 Juvenilia 0. Primo gol in campionato per Pugliafito. Con le immagini siamo nel secondo tempo e dopo 33 secondi il signor Florena concede calcio di rigore alla Juvenilia per un presunto fallo di Buglisi su Ragusa. Dagli 11 metri si presenta Luca Siano che col destro spiazza Paratore riaprendo di fatto il match. Primo gol in campionato per Siano. Poi però l'Aquila torna a spingere. Al 51esimo i biancorossi sfiorano il 3-1 con il sinistro da parte di Buglisi sulla linea di porta salva tutto De Luca. Gli sforzi dei padroni di casa però vengono premiati al minuto 55 quando Lio Rotella porta via il pallone ad un avversario e serve in aria Castagnolo che col destro batte il portiere Paolic mettendo in ghiaccio il risultato. 3-1 per l'Aquila e primo centro in campionato invece per il bomber Roberto Castagnolo. L'Aquila insiste al 63esimo, l'angolo di Cambria che Durante col sinistro manda di poco al lato. 4 minuti più tardi invece Cambria a sfiorare la rete, il suo sinistro esce di poco al lato. La Juvenilia nonostante sotto di 2 gol e con l'uomo in meno prova a reagire. Al 73esimo il destro del neo entrato la spada impegna il portiere Paratore. L'estremo di casa però nulla può fare. 2 minuti più tardi quando Villari con un perfetto colpo di testa mette alle sue spalle il pallone che riapre nuovamente la gara. Gol dunque del 3-2 firmato da Villari, bravo a sfruttare l'assist di Grosso, ma è solo un fuoco di paglia perché poi l'Aquila torna a spingere. All'80esimo reclama un calcio di rigore la formazione biancorossa per un tocco di mano in aria di Di Mattia. Il direttore di gara lascia giocare. 1 minuto più tardi De Salvo da fuori impegna il portiere Paolic e 1 minuto dopo Aquila davvero ad un passo dal gol del 4-2 con il neo entrato Presti che manda alto sopra la traversa l'assist di Buglisi. Nel finale ancora la formazione padrona di casa che tenta di calare il poker ma Pugliafito non inquadra lo specchio della porta. Non succede più nulla, finisce dunque 3-2 per l'Aquila Bafia che centra la prima vittoria in campionato, sale in classifica a quota 4 punti mentre rimane a 0 la Juvenilia. Vedremo cosa succederà al ritorno in campo in questo girone D del campionato di prima categoria. Per adesso il Rodi Milici si gusta il primato solitario. Questi invece i risultati del girone E. Continua a vincere l'RSC Riposto 4-1 contro la Cibonaccorsi. Adrano batte Casalvecchio Siculo 3-2. Furci batte Acron Savoca 2-1. Fiume di Nisi batte Campanarazzo 4-0. Guardia Sant'Alessio 0-0. Real Sud Nino di Blasi New Randazzo è stata rinviata. Riposto Giardini Naxos 0-0.
Con il pareggio fuori casa il Sant'Alessio continua ad essere al primo posto in questo girone del campionato di prima categoria, ma incombe l'arrivo dell'RSC Riposto al secondo posto con 9 punti, Giardini Naxos con 8, Campanarazzo con 5. Guardiamoci questo big match dove l'RSC Riposto continua a segnare gol a valanga, 4-1 nei confronti dell'ACI Bonaccorsi. Quarta giornata, prima categoria, girone E, RSC fa visita all'ACI Bonaccorsi, uno dei match con più alta posta in palio per l'alta classifica in questo fine ottobre. 14 gol in 2 gare di campionato giocate da parte dell'RSC, 20 coppa compresa in 4 partite, derby di Riposto rinviato all'8 novembre, decreti permettendo. 6 punti la RSC contro i 4 dell'ACI Bonaccorsi, Dumitrascu sconta la prima di 2 giornate di squalifica e a proposito di formazione tra i biancazzurri gioca a Cartellone al centro dell'attacco. Ma andiamo con ordine. ACI Bonaccorsi in campo con Nocilla, Mirone Castro, Mirabella, Caponnetto, D'Aquino, Antonino Piuma, Catania Tribolato, D'Urso e Donzuso agli ordini del tecnico che è Salvo Cosentino. Per la RSC Cisterne tra i pali, Papa e Davide Messina esterni di difesa con Salemi e D'Angelo centrali, Nicotra Antonio Messina e Mangano in mezzo al campo, Cartellone Varrica e Maurizio Catania di punta. Arbitra Davide Lopresti, sezione di Messina. Calcio d'angolo, Varrica va lungo, il colpo di testa a cercare il centro della porta da parte di Salemi, pallone sul fondo, occasionissima RSC. Subito battuta la punizione da Antonio Messina, il colpo di testa da parte di Cartellone, poi c'è colpetto D'Aquino che mette in difficoltà il portiere e arriva Varrica come un falco che la mette dentro. L'ACI Bonaccorsi, tradito da un errore difensivo, Varrica non perdona ed è il vantaggio dell'RSC dopo 7 minuti nel corso del primo tempo. 1-0, Cristian Varrica segna lui anche per questa domenica. Un conto salatissimo per l'ACI Bonaccorsi, un conto invece con tanto di bottino pieno per la RSC che adesso è in vantaggio l'ACI Bonaccorsi. Adesso c'è questo pallone in area di rigore per la conclusione che viene effettuata da Tribolato. Vola Cisterna che va a beccarsi i complimenti dei compagni. Non ce la fa Antonio Messina dopo un quarto d'ora, allora pronto a rientrare da un infortunio Salvo Caltabiano. Occhio al contropiede dell'ACI Bonaccorsi, Piuma dalle parti di Tribolato al limite, scarta un avversario, mette il pallone in mezzo, non ci arriva Donzuso. Cartellone va a lanciare Caltabiano, in volata a sinistra, pallone in mezzo, ci arriva prima l'ACI Bonaccorsi che riesce ad allontanare, ma solo per un attimo. Varrica apre su Maurizio Catania, 1 contro 1, Catania parte il traversone, c'è un tentativo di rovesciata, poi arriva Caltabiano che se la allunga troppo. Davide Messina sale a sinistra, prova il traversone, la spizzata di testa da parte di Cartellone, poi confusione in area di rigore. Ferma tutto l'arbitro tra le proteste, probabilmente posizione irregolare. Davide Messina. C'è una trattenuta di Caponnetto ai danni di Cartellone, vediamo un cartellino rosso. ACI Bonaccorsi in 10. Varrica. E il pallone che si impenna, in quel tanto che basta per sorvolare la traversa. Mangano, ancora Catania, caccia di spazi, va per vie centrali, Varrica non se la sente di tirare col sinistro, vede salire Davide Messina, mette il pallone in mezzo, incredibile, che occasione di Cartellone. Papa, Catania, si accentra Catania, finta il tiro, poi con il mancino lascia l'incarico a Varrica di perfezionare questa manovra. Varrica si beve un avversario, parte la conclusione, blocca a terra Nocilla, Ferlito, poi D'Aquino, Caponnetto cerca soluzioni anche in apertura per un attimo, poi finisce giù Tribolato, non c'è fallo, dice l'arbitro, può ripartire sull'asse Nicotra D'Angelo l'RSC, passaggio per Cartellone a sinistra, cerca il cross, Ferlito allontana, la stoppa Caltabiano che se ne va sul fondo. Caltabiano si accentra,
Pallone in mezzo, viene allontanato sulle linee, poi la ribattuta vincente di Cristian Varrica ed è il raddoppio della RSC al 45+1 in pieno recupero, 2-0. Certifica l'assoluto dominio dei biancazzurri in questa prima frazione di gara qui al comunale di Aci Bonaccorsi. Poco prima dell'intervallo raddoppia Cristian Varrica e per lui è il giorno della doppietta alla seconda da titolare. Varrica dalla bandierina, il colpo di testa perentorio di Salemi, la grande risposta di Nocilla che evita il tris. Varrica, il tiro dalla bandierina, c'è il pallone che si alza pericolosamente dalle parti di Nicotro, il colpo di testa del pallone che finisce alto di poco. Si cambia come 8 giorni fa, lascia Peppe D'Angelo, va dentro Salvo Pappalardo, difensore centrale per difensore centrale. Caltabiano. Ecco Varrica, innescato verso il vertice sinistro dell'area di rigore. Varrica si fa spazio, prova il destro, pallone alto. Applausi per Cardellone che lascia poco dopo il 20° di questa ripresa dentro Bonomo. Mirabella, rotallona Mangano, Mirabella indietro, rischia D'Aquino che sbaglia il passaggio e mette in condizioni Catania poi di servire. Varrica parte in posizione regolare, sale anche Bonomo che si distende a sinistra, la conclusione di Bonomo indirizzata tra palo il portiere Nocilla, evita il tris. Calcio d'angolo, pronto Varrica all'esecuzione, il pallone in mezzo all'area di rigore con Salemi. Al limite ci prova Catania, palo e poi Mangano, l'ex della partita, c'entra il 3-0 e la chiude qui la RSC Riposto. Il palo di Catania, Mangano sulla ribattuta pronto a piazzare la zampata. Aci Bonaccorsi 0, RSC 3 al 25° della ripresa. Standing ovation Cristian Varrica, doppietta per lui quest'oggi in apertura e chiusura di primo tempo. Cambio dentro Triolo, maglia numero 14, D'Urso. La girata dalle parti di Romeo, un po' sbilanciato però nel tentativo di controllare la sfera. Pappalardo poi che viene anticipato da Di Grazia. La conclusione di Moschetto e c'è il gol dell'Aci Bonaccorsi che accorcia le distanze, secco il diagonale con il mancino. Aci Bonaccorsi 1, RSC 3. D'Urso sbaglia l'appoggio, mette in condizioni Triolo di innescare Mangano. Mangano tutto solo davanti a Nocilla. Mangano manca il poker di reti e la doppietta personale. Cambio RSC a 5 dalla fine. Catania fuori, dentro Sciuto. Posizione di Catania, va con il destro, traversa sorvolata per poco. Nicotra, soluzione corta dalle parti di Bonomo. Si libera di D'Urso, Bonomo, poi si libera di un altro avversario, la mette in mezzo con il pallone che finisce dalle parti di Sciuto. Sotto la traversa, il poker dell'RSC al 90 esatto, Aci Bonaccorsi 1, RSC Riposto 4. Il primo gol in campionato per Giuseppe Sciuto. Poi Mirone, Bonomo arriva prima di lui, Pappalardo perfeziona questo disimpegno difensivo, va su Sciuto. Si ferma un attimo Sciuto, cerca compagni che salgono, ecco che Caltabiano arriva e il pallonetto finisce di poco al lato, sfiorata la manita, sfiorata il pokerissimo ad Aci Bonaccorsi. Finisce qui, è la terza vittoria consecutiva per la RSC Riposto che va a sbancare Aci Bonaccorsi con un perentorio 4-1 e allora 9 punti in classifica grazie alla doppietta di Varrica nel primo tempo, il gol di Mangano e infine la ciliegina sulla torta firmata da Sciuto allo scoccare del 90° minuto. Grazie a Giuseppe Signorino per questo servizio sulla partita vittoriosa dell'RSC Riposto. Guardiamo adesso i risultati del girone F dove il Lavinaio si conferma leader, vittoria 2-1 in casa con il Pro Chiaromonte.
Città di Caltagirone batte Leo Soccer 6-0, New Pozzallo batte Pachino 4-0, Pro Ragusa batte Atletico Santa Croce 2-1, Cremisi Scicli batte Rinascita Netina 1-0, Villaggio Sant'Agata Vizzini 0-0, ha riposato il Portopalo. In classifica conferma dunque per la squadra catanese, guidata da mister Scordo, in testa con 12 punti, a seguire con 10 il Pozzallo. Poi via via tutte le altre, Città di Caltagirone 9 punti, Pro Ragusa con 8. Nell'ultimo girone, il girone G, abbiamo 3 squadre che attualmente occupano la prima posizione, ma guardiamo i risultati. Atletico Gorgonia che perde in casa con il Gemini 2-1, rinviata Branciforti Nicosia, pareggio tra Mussomeli e Sommatinese 1-1, Atletico Favara batte Empedoclina 2-0, SC Gela batte Sant'Anna Enna 4-3, Villarosa batte Ravanusa 4-0, ha riposato la gira. In testa le 3 squadre che attualmente con 9 punti guidano la classifica, Atletico Favara, Gemini e Villarosa, 6 punti per SC Gela e Agira, ed infine Ravanusa con 5 punti. Pronostico apertissimo in questo ultimo girone del campionato di prima categoria, vedremo cosa succederà al ritorno in campo tra 4 settimane. Abbiamo concluso, telespettatori di Gold 78, questa ennesima puntata di penalty. I campionati si fermeranno, noi comunque saremo sempre presenti ogni martedì alle 21 per raccontare tutto ciò che succederà durante questo fermo dei campionati dilettantistici. Vi aspetto martedì prossimo alle 21 su Gold 78, canale 78 in HD del digitale terrestre, oppure in replica il mercoledì dopo la mezzanotte. Arrivederci a tutti e appuntamento alla prossima settimana.